Buongiorno a tutti, attendiamo un attimo che entrino nell'evento tutti i colleghi che si connettono da remoto. Intanto vi do alcune indicazioni di carattere tecnico. L'evento verrà registrato, quindi poi sarà messo disponibile sulla MyExtranet e sul canale YouTube di Agenda Digitale. Per le domande e risposte usate la sezione in basso vicino alla chat, invece usate la chat per eventualmente indicazioni di carattere tecnico, saluti e quant'altro. Ma vedo che il numero comunque si è stabilizzato degli spettatori, per cui io inizierei con l'incontro. Intanto buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della direzione ICT Agenda Digitale della Regione del Veneto. Siamo qui ospiti del Comune di Padova, nel Palazzo del Municipio, nella Sala Paladin. Saluto tutti i presenti e lascio subito la parola per i saluti diciamo, da parte di Nicolò Carletto dei servizi informatici del Comune di Padova, che ci ospitano in questa bellissima cornice. Buongiorno, oggi diamo il benvenuto a Regione del Veneto per parlare della implementazioni per la misura 141 del PNRR. È una cosa che interessa molto al Comune di Padova e quindi siamo ben contenti di avervi qui e di poter sviscerare quanto più possibile quali sono le opportunità che vengono date ai comuni per fare il sistema, per avere una prospettiva anche di lungo termine per quanto riguarda i servizi ai cittadini, cosa che il Comune di Padova tiene molto molto in considerazione e penso che anche chi sta partecipando oggi sia molto interessato ad approfondire. Per le domande successivamente possiamo partire, secondo me. Va bene, grazie Nicolò. Intanto porto i saluti della direzione. Purtroppo il direttore del Foborgo è impegnato in altri incontri istituzionali già programmati e Antonino Mola invece per incontri non programmati che è stato impegnato all'ultimo momento. Perché ci troviamo qui? Ci troviamo qui un po' è la seconda puntata rispetto all'incontro che abbiamo fatto ad Erzo il 20 di aprile. Regione Veneto, come sapete, ha messo in campo tutte le sue forze assieme ad ANCI con gli incontri con il Dipartimento, il coinvolgimento della rete degli RTD e delle autorità urbane e dei SAD, tutta una serie di incontri e di personale messo a disposizione per favorire il raggiungimento di tutti gli obiettivi del PNRR da parte dei comuni. Uno degli avvisi più importanti è sicuramente l'141, che vede il prodotto MyPortal interessato in maniera importante. Nell'evento di Oderzo, ricordate, abbiamo presentato la versione 3.1, che è il primo adeguamento del portale a quelle che sono le necessità e gli obblighi introdotti dal PNRR. Allora abbiamo presentato l'adeguamento dell'area cittadino informato. Oggi invece ci concentreremo nella parte che riguarda il cittadino attivo.
quindi tutta la parte che riguarda la My Area, che è diciamo, l'area dove il cittadino trova tutte le sue informazioni riguardo alle attività che svolge presso le pubbliche amministrazioni, apertura di pratiche, documenti, eccetera, e la parte di integrazione dei servizi che è possibile ottenere in MyPortal attraverso una serie di funzionalità che saranno poi descritte da chi ci seguirà. Sono qui infatti con noi Stefano De Colle, responsabile referente per il prodotto MyPortal e in generale per la piattaforma servizi al cittadino della Regione del Veneto, che ci spiegherà qual è il percorso di adeguamento alle attività che sono state svolte negli ultimi mesi e quelli che saranno fatte nei prossimi, e poi Paolo Bertuzzo, che è di Ennova Research, che è un collaboratore, diciamo, uno dei fornitori di Regione del Veneto e si occupa dello sviluppo della piattaforma. In particolare ci farà vedere come funziona la MyArea, quali sono le modalità di integrazione, e ci parlerà anche del kit di sviluppo, perché la cosa importante e la cosa che vuole Regione fare con questi incontri è spiegare che il sistema MyPortal non è un prodotto chiuso, un prodotto che vi viene fornito diciamo chiavi in mano così com'è e nel quale non potete dare nessun contributo, anzi è un progetto aperto, sia ai contributi delle amministrazioni e anche ai contributi delle aziende che vogliono integrarsi con il nostro prodotto. E quindi in particolare quello che vogliamo rimarcare è l'apertura e l'integrazione, l'interoperabilità che il prodotto MyPortal 3 permette. Perché questa scelta? La scelta è fatta soprattutto per permettere ai comuni di avere la possibilità di non, diciamo, essere limitati nella scelta dei partner tecnologici, ma la scegliere un prodotto come quello della Regione Veneto invece ne permette di ampliare il ventaglio, poter integrare tutti diciamo, i verticali o comunque tutti i prodotti che attualmente utilizzano i comuni senza diciamo, restrizioni di sorta. Inoltre anche la possibilità di contribuire al codice, quindi poter utilizzare quello che è il progetto SPAC, la comunità SPAC, per poter contribuire al codice e dare anche diciamo una spinta di innovazione su quelle attività che magari non sono conosciute da Regione e sono di interesse principale dei comuni. Oltre a questo direi che forse Stefano possiamo anche ricordare più che altro di quello che sono i comuni che attualmente hanno aderito al progetto Regione Veneto dell'avviso 1 4.1. Sono circa una quarantina di comuni, il numero sta aumentando e con questi stiamo facendo un percorso di coinvolgimento per poter trovare soluzioni idonee a tutti per il portale per il MyPortal 3.1. Per quanto riguarda invece chi non ha ancora aderito al progetto, lo può sempre fare attraverso il servizio che è stato predisposto da ANCI. Quindi se andate sul sito di ANCI Veneto troverete tutte le informazioni che riguardano le modalità di adesione, la scheda informativa da compilare e poter quindi chiedere il supporto e l'aiuto a Regione Veneto per quanto riguarda in questo caso l'avviso esperienze del cittadino. Io direi che possiamo passare al punto principale dell'intervento, entriamo nel merito. Io passerei prima la parola a Stefano De Colle che vi illustrerà il percorso e poi successivamente a Paolo Bertuzzi.
Prego Stefano, se vuoi iniziare il tuo intervento. Grazie Nicola, buongiorno a tutti anche da parte mia. Sono, come ha detto Nicola, un suo collega, lavoro anch'io alla direzione ICT Agenda Digitale di Regione del Veneto. Ecco, mi aiuterò in questo contesto con delle slide che ci aiuteranno in qualche modo a percepire, a capire meglio quello che è il percorso che Regione del Veneto propone fortemente agli enti, motivando anche poi le scelte strategiche che Regione del Veneto ha maturato fino a questo momento e facendo magari percepire ancora di più, mi verrebbe da dire, un certo sentore di lungimiranza, ecco, una volontà regionale di essere a fianco degli enti proprio guardando senz'altro alla contingenza che è il PNRR, le misure, la messa a terra, le asseverazioni e quant'altro, ma direi soprattutto guardando al CAD e guardando alle linee guida agili nuove, che sono linee guida che esistono adesso e che esisteranno anche dopo il PNRR. Quindi è veramente un binario sul quale gli enti sono chiamati a convergere, che partirà, il cui treno partirà in questo momento, ma assolutamente un treno che si continuerà a muovere proprio su un binario che sappiamo dove parte e andremo a capire un po' alla volta appunto dove arriverà. Ecco, mi aiuto partendo un po' da quello, faccio una panoramica veloce, generale, di quello che ha messo in azione, che ha messo in campo, quindi Regione del Veneto, appunto sulla 141. Che cosa ha fatto? Allora, innanzitutto, prima ancora di parlare di MyPortal 3.1, comunico con piacere che stiamo migrando tutte le piattaforme MyPortal 3 in cloud. Quindi MyPortal 3 e ancora di più MyPortal 3.1 sono in fase di lavorazione per essere migrate appunto da ambiente on-premise ad ambiente on-cloud. Questo lo dico anche un po' per tranquillizzare, perché abbiamo visto che negli ultimi periodi magari c'è stato così, c'è stato qualche momento un po' di fatica nel vedere sempre attivo e perfettamente funzionante il contesto, un po' per i carichi di lavoro, un po' per le novità. Ecco, noi ci attendiamo che questa operazione dia indubbiamente maggiore stabilità alla piattaforma e quindi si possa poi procedere immediatamente a mettere a terra anche tutti gli impianti degli enti aderenti alla PNRR che hanno scelto Regione come partner, come realtà di supporto accanto al proprio partner tecnologico che ci vuole comunque, a meno che un ente non abbia appunto le forze interne e deleghi il proprio personale. Regione non è una partner tecnologico inteso nel senso del PNRR, ma è una realtà che aiuta a fare strategia, è a fianco degli enti, mette a disposizione degli zoccoli duri in termini di prodotto e l'ente poi con il proprio partner muoverà le azioni necessarie. Ecco, quindi questo per dire sostanzialmente che MyPortal 3.1, che è già disponibile per la parte CMS, apro e chiudo una parentesi, per chi volesse appunto, ovviamente per le realtà interessate a perseguire gli obiettivi della 141 assieme a Regione, abbiamo un ambiente di test di MyPortal 3.1 che è possibile mettere a disposizione per gli enti assieme ai loro partner, chiusa parentesi, questo per dire che non è qualcosa di futuribile, è qualcosa che già esiste ora e che è già stato posto in visione anche alle persone, agli esperti del Dipartimento, ottenendo un ok a procedere sostanzialmente. Ecco, dicevo, metteremo a disposizione MyPortal 3.1 in contesto di produzione non appena sarà pronto l'ambiente on cloud. Previsioni in questo momento parlano di settembre di questo anno, quindi in questo momento si potrà dal punto di vista del CMS vedere, testare, organizzare, diciamo così, il lavoro da farsi poi a settembre, e a settembre per le realtà che avranno appunto, partiranno da MyPortal 3 per arrivare a MyPortal 3.1, sarà possibile fruire di due strade per la parte CMS, perché di fatto sarà attiva sia la possibilità di una migrazione tecnica, quindi una migrazione fatta con un tool apposito, sia la possibilità, e questa ripeto sarà una scelta dell'ente assieme al proprio partner,
di provvedere magari a pubblicare le cose da zero, approfittando di questa occasione anche magari per mettere un po' d'ordine in quello che è lo storico, che chi ha magari impianti già attivi da qualche anno potrebbe decidere appunto di approfittare di questa occasione anche per agire in termini proprio mi verrebbe di dire, di pulizia dei contenuti. Bene, quindi vi ho detto queste due cose, ma l'obiettivo di oggi è sì elencare quello che stiamo facendo in termini generali, ma orientarci sempre di più appunto verso quella che è la presentazione del clou dell'oggetto odierno, ovvero la My Area. Quindi passerei da questa slide ancora ad una slide di carattere generale che è la seguente, dicendo appunto che Regione è a fianco degli enti senz'altro per quanto concerne tutto l'affiancamento necessario accanto alle aziende del territorio. Per dare ancora due flash e poi parto invece con quello che riguarda più l'argomento di oggi. Cittadino informato e cittadino attivo. Queste sono sostanzialmente le due sottosezioni che vanno in qualche modo a interessare la 141. Che cosa facciamo sulla cittadino informato? Abbiamo detto c'è il nuovo MyPortal 3.1, la parte CMS, è un prodotto che è compliant a quelle che sono le linee guida Agid, è un prodotto che integra i due servizi obbligatori, integra in maniera aperta, ecco, sottolineo già fin d'ora da questo primo passaggio l'apertura proprio che abbiamo voluto dare a tutto il progetto di reingegnerizzazione e di adeguamento del MyPortal precedente in chiave PNRR compliant. Quindi MyPortal 3.1 sappiamo deve avere il CMS, ma deve avere anche degli oggetti obbligatori, che sono appunto i due servizi digitali obbligatori, prenotazione appuntamenti e segnalazione anomalie sul territorio. Noi ovviamente caldeggiamo l'uso di quelli integrati in MyPortal 3.1, ma attenzione, è possibile usare il CMS di regione e poi scegliere di fruire eventualmente di prenotazione appuntamenti e di segnalazione anomalie sul territorio di terze parti, perché lasciamo l'ente assolutamente libero di agire quelle che sono le proprie scelte da questo punto di vista. E poi ci sono le altre due sezioni obbligatorie che in questo momento lasciano abbastanza libertà, ma che a tendere dovranno essere presumibilmente integrate nel sito. Mi riferisco a amministrazione trasparente e albo pretorio. Allora, per chi viene da MyPortal 3, per chi viene dall'amministrazione trasparente di MyPortal 3 e per chi viene dall'albo pretorio di MyPortal 3, zero problemi. Perché di fatto quelle sezioni così sono, così saranno, sono recentemente state aggiornate, in particolare mi riferisco all'amministrazione trasparente che nel corso degli ultimi 8 mesi ha subito degli importanti revisioni, degli importanti aggiornamenti, in particolare per la presentazione che riguarda i capitolati di gare e contratti, eccetera, eccetera. Quelle rispondono sostanzialmente a un'altra normativa di riferimento, ad altre regole di riferimento. Quello che abbiamo fatto è prenderla così come sta, portarla in MyPortal 3, adeguandola a quelli che sono gli altri ceselli necessari appunto ad essere compliant con la 3.1, quindi con la 1.4.1, scusate, quindi in particolare recepimento di bootstrap font, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quella è una cosa normale. In questo momento, seguendo quelle che sono alcune indicazioni del Dipartimento, sappiamo che comunque è prevista una fase transitoria in cui eventualmente, ma questo poi lo verificherete meglio che lo verificate, ciascun ente lo verificherà insomma con il proprio account manager del Dipartimento di riferimento, è possibile in questo momento agire quasi come si stava agendo fino a ieri, ovvero generare una prima pagina di approdo dentro MyPortal 3.1 per amministrazione trasparente e per albo pretorio e poi da lì eventualmente, ripeto, in una fase di transito, linkare dei prodotti esterni. Ma ecco, ma su questo, ripeto, vi confrontate eventualmente poi col Dipartimento. Mi sposto invece sulla parte cittadino attivo. Sulla parte cittadino attivo, che è quella che vi esporremo oggi, qui ci sono delle novità. C'è una novità, dal mio punto di vista, che è la novità vera di Regione del Veneto, proprio prima di tutto in termini strategici, prima ancora che in termini di prodotto.
ma andrei oltre perché così ve le espongo mentre vado avanti. Quali sono gli scenari che noi prevediamo? I casi d'uso che noi interpretiamo sono sostanzialmente 3. L'ente per la 141 decide di farsi affiancare da regione per quanto concerne la parte cittadino informato, e questa è una soluzione, e sviluppa cittadino attivo con chi vuole. Oppure l'ente decide di sviluppare cittadino informato con l'azienda del territorio che ha contrattualizzato e sceglie di portare avanti la parte cittadino attivo con regione. Oppure tutte queste due parti, cittadino informato più cittadino attivo con regione. Partirei da qui però, non mi fermo sulla parte cittadino informato perché non è questo il focus di oggi, mi porterei subito sulla parte appunto cittadino attivo che si introdurrà alla MyArea. Quando dico sceglie cittadino attivo con regione, non significa scegliere solo ed esclusivamente i LEP di regione, ma significa esattamente un qualche cosa di molto più ampio. Per noi il nostro ragionamento, sul quale si è basato poi la scelta anche di messa a terra di una novità che è quella che vi stiamo per illustrare oggi, che è appunto la MyArea, l'area personale del cittadino, è una scelta che ha avuto come punti di riferimento alcuni mantra di riflessione. Il primo, noi adesso stiamo mettendo a terra un qualche cosa che dovrà costituire l'area personale del cittadino, che è unica. Quindi se Nicola rappresentasse un'azienda del territorio e io rappresentassi Regione del Veneto ed entrambi dovessimo proporre in quell'ente dei servizi, Nicola ed io dovremmo metterci d'accordo su quale area del cittadino utilizzare, perché quella è una. Non può essere lui usa la sua e io uso la mia. Ci deve essere un'unica area di atterraggio sulla quale vengono fruiti tutti i servizi degli enti. E su questo, così come avevamo fatto in passato, su questa riflessione, così come avevamo fatto in passato una riflessione direi parimenti importante quando si era trattato di disegnare i workflow dei processi, i workflow che poi descrivevano come erano fatti i servizi digitali. In particolare nel momento in cui ci doveva essere l'aggancio con il protocollo, la Regione del Veneto che cosa ha detto? Quanti sono i vendor di servizi digitali? E dall'altra parte quanti sono i vendor di protocollo? Ce ne sono una miriade, ce ne sono veramente una varietà importante. Di conseguenza abbiamo detto non è che si possa definire un qualche cosa che va sviluppato nella versione A per il vendor A, nella versione B per il vendor B, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo detto no, il nostro ruolo come ente pubblico, visto che forse, ma non è una critica la mia, è solo un'osservazione, in queste linee guida che ci sono state date a livello diciamo così agid, probabilmente in questo momento non so per quale ragione, ma manca un pezzettino di carattere pratico, operativo, che è proprio l'area personale, cioè questa area personale chi la fa? Chi detta le regole su come deve essere fatta, su come bisogna far interagire poi i servizi di un soggetto con i servizi di un altro soggetto? Ecco, in mancanza di questo, Regione del Veneto ha detto proponiamo noi siamo un ente pubblico territoriale, più piccolo senz'altro rispetto ad un ente nazionale, ma comunque che ha la sua bella valenza, e quindi proponiamo noi quelle che sono le regole per interagire con i servizi digitali. Quindi nell'ambito, visto che ho fatto un parallelismo, nell'ambito del singolo servizio digitale, quando si doveva agganciare il protocollo, Regione del Veneto già da qualche anno ha definito quello che è lo standard di protocollo unico regionale. E quindi dentro le istanze ha detto tutte le volte che c'è da agganciare il protocollo, non dico ci metti la service task per agganciare il protocollo del vendor A, ci metti la service task per agganciare il protocollo del vendor B. No, ci metti la service task per agganciare il protocollo, punto. E
E poi nei desiderata di regione sarà il vendor dello specifico protocollo che dovrà recepire questa interfaccia unica. Ecco, in questo momento, per esempio, su questo contesto, che punto siamo? Siamo arrivati al punto in cui ci sono due interpretazioni differenti. Per quanto riguarda il protocollo, per esempio, 4 aziende ICT hanno integrato nativamente l'interfaccia unica di protocollo regionale, e l'altro filone, 9 sono stati sviluppati nell'ambito di una progettualità che ha coinvolto in maniera importante molti comuni del territorio veneto. Sono stati sviluppati 9 connettori di protocollo che sostanzialmente vanno a sopperire un po' alla mancanza immediata di integrazione di questa interfaccia direttamente da parte del vendor. Quindi ci sarà un oggetto intermedio che da un lato dialoga con il linguaggio del protocollo unico regionale e dall'altro invece è in grado di dialogare con l'interfaccia specifica di quel protocollo. Veniamo a noi. Per quanto riguarda i servizi, la scelta strategica è andata in una direzione assolutamente parallela a quella che vi ho appena elencato. La riflessione appunto è stata: 1, standard, mancano gli standard, chi li fa? Noi proponiamo quelli di regione. Seconda cosa, all'interno di un ente, secondo voi, ma mi pongo la domanda e poi mi rispondo, poi se qualcuno vuole contraddirmi va bene comunque, è normale che ci sia da qui in futuro un unico attore che sviluppa, propone tutti i servizi digitali dell'ente? Su questo noi abbiamo assunto un atteggiamento di scetticismo, abbiamo detto no, per noi è normale il contrario, è normale che all'interno di un ente, se non immediatamente, postdomani intervengano più attori. Quindi magari ci sarà, ed è normale che sia, potrà avvenire che chi ha il gestionale dell'ente proponga i suoi servizi, va benissimo, ma potrà anche darsi che magari alcuni servizi potranno essere fruiti direttamente nel contesto dei LED, come li chiamiamo noi, livelli essenziali di diritti digitali di Regione del Veneto, ma potrà anche darsi che c'è l'aziendina specializzata che magari sviluppa quel particolare servizio che a me serve e io non posso dire ne faccio a meno, perché se l'obiettivo d'ora in avanti, anche dopo il PNRR, è quello di portare tutto lì, e vi assicuro che l'obiettivo è questo, perché le linee guida sono chiare. Era chiaro anche il CAD, interoperabilità applicativa, che adesso si traduce in interoperabilità dei servizi. Se quello è, ci deve essere, e se l'area personale del cittadino è unica, ci devono essere regole che valgono per tutti. Ecco allora che la scelta regionale è andata proprio in questa direzione e ha detto: per la parte cittadino attivo noi proponiamo l'area personale del cittadino e definiamo poi in che modo, in contesto aperto e partecipato e collaborativo, scusate, poi anche tutte le aziende del territorio che vorranno potranno integrarsi per mostrare all'interno di questa area personale del cittadino i propri servizi. Non si tratta di rifare i servizi da zero, non si tratta di reinventarsi il back-end dell'operatore e di ridisegnare le logiche del servizio. Qui si tratta, e sa da fare comunque perché il PNRR è molto chiaro sulla parte di front-end del cittadino, si tratta di ridisegnare il front-end del cittadino. Ma allora, se si tratta di ridisegnare il front-end del cittadino, d'accordo che ci sono realtà molto grandi che operano in chiave strategica di tipo nazionale, ma non è poi così difficile disegnare anche un front-end per il cittadino degli enti del Veneto che riesca ad esporre quel servizio all'interno dell'unica area personale del cittadino, che è quella regionale. Ecco, quindi quando prima dicevo cittadino informato e ci capiamo al volo, quando dico cittadino, interpretiamo il caso d'uso cittadino attivo, ecco, questa è un'accezione veramente molto ampia, perché va dal cittadino attivo di regione con i servizi di regione, con i servizi di terze parti, ma potrebbe anche voler dire
e lo suggerisco veramente fortemente, anche per tutte le realtà che magari in questo momento dovessero decidere di appoggiarsi unicamente ad un fornitore di propria fiducia, potrebbe anche voler dire: io intanto adotto l'area personale di Regione del Veneto per il cittadino, e se voglio proprio servizi di terze parti e basta, intanto ci schianto lì i servizi di terze parti, così lascio le porte non aperte, spalancate ad una qualsiasi forma di integrazione futura. Non solo, come lo vedremo nella slide, penso in una delle slide successive, anzi vado subito dopo così ci siamo, ho tutti i dati significativi che riguardano appunto le domande sottoposte da parte di quel cittadino alla pubblica amministrazione. Ho tutta la storia, in poche parole, di quel cittadino su un repository pubblico. Non è poco, non è poco. Questo rende l'ente assolutamente libero di attuare le proprie scelte in qualsiasi momento, perché ricordiamocelo che il PNRR ci dà i fondi adesso per mettere a terra i servizi, ma la responsabilità è una responsabilità che ricasca assolutamente e solo ed unicamente in capo all'ente, il quale si impegna a mantenere quel servizio per 5 anni, non quel servizio con quell'azienda. Non è una responsabilità tantomeno dell'azienda, è una responsabilità dell'ente che dice: io questo servizio lo devo mantenere attivo per 5 anni. E se tra 3 anni qualche cosa dovesse inclinarsi nei rapporti con il fornitore, vuol dire che non sono libero di cambiare? Ecco, con questa scelta, con questa proposta, l'ente è sempre libero di fare quello che vuole. Quindi mi interessava presentare in maniera importante appunto questa strategia, perché è veramente dal nostro punto di vista è una chiave di lettura fondamentale per agire le azioni da parte dell'ente da qui in futuro su tutto quello che sarà poi il trascorso digitale della pubblica amministrazione verso il cittadino. Abbiamo capito quindi che da una parte c'è il cittadino che deve avere il suo punto di riferimento importante in quella che è l'area personale del cittadino, dall'altra parte c'è l'operatore, ci sono gli operatori degli enti che possono avere uno più il back office che interessa loro, quello che aggrada di più per quel tipo o per quei tipi di servizio. L'importante è che tutto poi venga agito e vada a confluire all'interno di questa benedetta area personale del cittadino, che è unica, ripeto, e deve essere assolutamente condivisa. Ecco, allora da questo punto di vista torno un attimo a noi e poi lascio la parola a Paolo per una presentazione tecnica, quindi perché possiate vedere le cose insomma con gli occhi e con mano. Che cosa facciamo dal punto di vista della parte cittadino attivo lato regione? Mettiamo a disposizione quindi questa area personale, e poi per chi vorrà, in aggiunta a quelli che sono i 2 servizi obbligatori di prenotazione appuntamenti e segnalazione anomalie sul territorio, metteremo a disposizione 11 dei servizi scelti dai 26 che si trovano nell'allegato 2 di tutta la documentazione PNRR, che sono i seguenti. Quindi pagare canone unico patrimoniale, canone idrico, canone lampade votive, tributi IMU, presentare domanda di un contributo, trasporto scolastico, mensa scolastica, asilo nido, accesso agli atti, accesso ad area ZTL e permesso per parcheggio invalidi. Anche qui apro una parentesi proprio per segnalare appunto quello che è diciamo così, anche la vision in termini di sviluppo anche per quanto riguarda MyPortal 3.1 sui servizi che qui non vedete. Cosa succederà per i servizi che qui non vedete di quei 26? Allora, se un ente dovesse aver scelto un servizio che non sta qua, per esempio pubblicazione di matrimonio, per esempio, non me li ricordo, insomma, la scuola materna, grazie Nicolò per il suggerimento, l'ente può decidere di attuare 2 scelte. Allora, quelle che noi suggeriamo è una riflessione. Se scegliete di adottare alcuni dei LED di Regione del Veneto, sarebbe che sapete che sono stati sviluppati appunto in un contesto
di sviluppo partecipato, aperto e collaborativo, avete anche conoscenza del fatto che quel servizio, una volta che è realizzato da un ente, va ad arricchire un catalogo regionale e poi il secondo ente che ha bisogno di quel servizio non serve che lo risviluppi da zero, lo prende, lo porta nel suo impianto. Vedevo qualche scossone di testa, molto probabilmente deve metterci mano per adeguarlo all'organizzazione del proprio ente, senz'altro dovrà parametrizzarlo, ma non parte da zero, insomma. Dico che la maggior parte sono cloud, tutti gli enti che hanno quel partner proprio per fare questa cosa. Esattamente. Per andare a pescare i modelli di stanza. Per andare a pescare i modelli di stanza e sui modelli rielaborare le cose, esatto. Quindi quello che suggeriamo è anche da un punto di vista appunto di quelle che sono le azioni da cogliere per il PNRR, e su questo si è aperto un tavolo parallelo proprio apposito, è quello di fare sinergia. Quindi se ci sono 3 nuovi servizi da realizzare e che interessano 3 enti, sarebbe carino che il modello, uno realizzasse un modello, uno realizzasse un altro e uno un altro ancora, di modo tale che poi si amplificano addirittura i benefici portati a contributo appunto grazie a questi fondi del PNRR. Ecco, quindi questo per dire che sostanzialmente prevediamo che da qui innanzitutto a qualche mese questo elenco non si limiterà a questi 11 servizi, ma diverrà più ampio. E soprattutto l'invito forte che facciamo è agli enti quello di, qualora fossero incerti appunto su quello che è lo strumento su cui appoggiare il proprio sviluppo dei servizi digitali, è quello di indirizzare il proprio partner tecnologico a scegliere lo strumento regionale, di modo tale che poi quel LED realizzato una volta venga contribuito, come vi ho appena detto. Ecco, io andrei in conclusione, perché tutta questa... Sì, magari facciamo poi le domande così. Magari andrei in conclusione dicendo questo, prima di lasciare la parola a Paolo che vi farà vedere proprio concretamente la novità della MyArea che vi ho appena presentato. L'invito che faccio è, oltre alla riflessione sugli spunti che ho lasciato poc'anzi a ciascuno di voi, è quello di, qualora sceglieste appunto di essere affiancati ed essere supportati da Regione del Veneto per cogliere gli obiettivi della 141, sempre con il vostro partner tecnologico, con le vostre forze, è quello di segnalare immediatamente, come diceva Nicola prima, ad ANCI Veneto questa volontà. Perché? Perché noi abbiamo già iniziato capiamo che è una cosa importantissima per cogliere gli obiettivi, per fare una programmazione adeguata. Abbiamo già iniziato ad incontrare i partner tecnologici di alcuni enti. Il nostro obiettivo è incontrare tutti i partner tecnologici di tutti gli enti che vorranno cogliere proprio la 141 assieme a Regione, proprio per definire i piani e le strategie atte a far sì che ciascun ente possa cogliere i propri obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal bando PNRR. Ecco, da questo punto di vista, quindi l'invito è a manifestare l'interesse quanto prima ad ANCI Veneto, che in questo ci supporta, compilando quel modulo che trovate sul sito anciveneto.org. Ecco, io direi mi fermerei qui e lascerei la parola quindi al dottor Bertuzzo, che ci supporterà appunto nella visione, nella spiegazione in chiave tecnica di quella che è MyArea. Grazie. Paolo, ti chiedo di accendere la videocamera, così possiamo anche inquadrarti meglio. Stefano, se ti ricordi anche tu. Per le domande vi ricordo sempre di utilizzare la sezione che c'è in basso messa a disposizione da Zoom. Per i presenti poi passiamo con il microfono, perché altrimenti da fuori non vi sentono. Prego Paolo, poi procedi. Grazie. Mi sentite bene? Sì. Ok, grazie Stefano. Riprendo un po' quello che diceva Stefano, ma vediamo di fare un po' più un hands-on sugli argomenti che ha detto Stefano.
concetti che ha espresso Stefano, che adesso andiamo un po' a vedere, secondo me molto importanti, molto di valore, vorrei sottolinearlo perché è un po' il valore aggiunto di questa soluzione, è che andiamo verso un po' quello che è passatemi un po' il paragone, quello che è un po' lo store dei servizi di Regione del Veneto, quello che si vorrebbe tendere ad arrivare in fondo con una soluzione di questo tipo qui, è avere un unico contenitore con la possibilità di avere un catalogo di servizi che un po' alla volta nel tempo si continua ad estendere, fino ad avere la possibilità veramente per un ente di andare a pescare quei servizi che servono, servizi che Regione del Veneto in primis sviluppa e mette a disposizione, e in seconda battuta tutti i fornitori possono contribuire per andare a arricchire questo catalogo un po' alla volta nel tempo. Quello che vedete a schermo mio, poi casomai facciamo una chiacchiera un po' più, diciamo, formale con un po' di slide a supporto, è un portale. Abbiamo usato il Comune di Bassano del Grappa solo in termini non ufficiali per aver fatto una migrazione dall'ambiente di produzione di Bassano del Grappa al nuovo ambiente PNRR. Qui siamo su un ambiente di collaudo, abbiamo semplicemente migrato quello che è il portale di produzione di Bassano del Grappa di qualche settimana fa nel nuovo MyPortal 3.1. Quello che vediamo è quello che si chiama cittadino informato, è fondamentalmente il CMS di MyPortal 3.1, con una versione già migrata di quello che è un portale di produzione vero e proprio. Bassano di due settimane fa è diventato Bassano 3.1 con tutti i contenuti del comune e tutte le configurazioni già pronte. Questo l'abbiamo fatto un po' per testare anche la bontà degli strumenti di migrazione che verranno usati poi in produzione per tutti quei comuni che faranno la stessa transizione. Non mi soffermo più di tanto sul quello che è il portale informativo, perché non è comunque obiettivo di questa chiacchierata qui, ma andiamo fra un po' a vedere quella che è invece l'area privata. Ci tengo a sottolineare che il portale informativo e l'area privata sono fondamentalmente integrati in maniera pressoché totale. Non c'è percezione da parte del cittadino di saltare da un portale, da un servizio all'altro. Chiaramente nel portale informativo di Regione del Veneto in questo momento qui tutti i servizi sono, soprattutto per il portale che sto mostrando in questo momento qui, erogati da Regione del Veneto stesso, quindi la prenotazione appuntamenti è la prenotazione appuntamenti di Regione del Veneto, l'assegnazione di servizio è quella di Regione del Veneto. In questo momento qui abbiamo fondamentalmente a catalogo i servizi di Regione del Veneto. Vediamoli un po' insieme, vediamo un attimo come si presenta questa esperienza utente davanti al cittadino. Fondamentalmente quello che vedete qui è molto simile, se non praticamente uguale, a quelli che sono i portali sviluppati da Agid, quindi di fatto è stata seguita la lettera della direttiva Agid per evitare di incappare in considerazioni o reinterpretazioni di quelli che sono i portali che adeguati o comunque compliant alla 141. Quindi di per sé abbiamo seguito la lettera, quella che è la direttiva Agid fino in fondo. Il catalogo di servizi, in questo caso qui, rappresenta alcuni dei servizi che Stefano elencava prima e che sono presenti nella nuova MyArea di Regione del Veneto. Andiamo a vedere ad esempio un servizio tipo il canale unico patrimoniale, scheda classica del servizio con tutti quella che è la definizione dei singoli attributi che l'ontologia richiede. A questo punto abbiamo davanti la nostra porta d'ingresso all'area privata, quindi io voglio andare a accedere a quel servizio fisicamente oppure tramite la prenotazione appuntamenti. Facciamo l'accesso al servizio. In questo momento qui mi sto spostando. Effetto demo, abbiamo un MyID che non risponde. Scusate, mi sposto di qua, tanto è indifferente. Accedo al servizio canale unico patrimoniale. In questo caso qui semplicemente ho saltato la necessità di autenticazione, sono già autenticato con il mio utente. Quindi ho bypassato questo piccolo scoglio a effetto demo su un ambiente di collaudo e sono acceduto con delle credenziali, in questo caso qui SPID del mio utente. Sono Andrino Mola, che oggi non è presente, che presta sempre volentieri la sua identità per la causa, e atterriamo dentro la MyArea. Non c'è differenza di esperienza utente rispetto al portale informativo, è un'esperienza praticamente lineare, unica. Quindi sembra che io sia rimasto dentro il portale informativo, in realtà siamo saltati, per i più attenti c'è stato anche un cambio di indirizzo, all'interno della nuova MyArea regionale. Questo è ad esempio un primo esempio di servizio all'interno della MyArea.
pagamento del canone unico patrimoniale. In questo caso qui il servizio è stato implementato tramite il servizio di pagamento regionale MyPay. Quindi è un caso d'uso di quelli che Stefano delineava prima, un servizio di terze parti, anche se in questo caso qui è un po' improprio pensarlo perché MyPay è comunque regionale, però per il contesto MyPortal è qualcosa che è un po' staccato, integrato all'interno della nuova maiare. Canone unico patrimoniale che segue quella che è la strutturazione standard di tutti quanti i servizi come chiesti da Agile. Quindi una compilazione a passi del servizio, si parte dall'informativa sulla privacy, fino ad andare a compilare quelli che sono eventualmente i dati del versante, piuttosto che quelli che sono i dati, diciamo, anagrafici, fino ad arrivare a selezionare una delle posizioni debitorie aperte o inserire il codice dovuto per andare poi a completare il pagamento sul gateway nazionale. Come i servizi di pagamento abbiamo già a bordo altri servizi di altra natura, servizi di tipo procedurali, quelli che in Regione del Veneto fino ad oggi si chiamavano in maniera, diciamo, generalizzata LED e che sono sviluppati con lo strumento grafico del designer ed editor di workflow. In questo caso qui la richiesta del supporto scolastico è uno di quei tipi di servizio. Accediamo al servizio, in questo caso ho anche una bozza della domanda ma non la recupero, accediamo al servizio sempre all'interno della maiarea. In questo caso qui la maiarea sta ospitando un servizio diverso dal servizio precedente, non è un servizio di pagamento, è un servizio procedurale. Anche in questo caso qui è un secondo caso d'uso di integrazione di un servizio esterno. Andiamo avanti sempre per la nostra strada e in questo caso, per chi conosce magari già il prodotto MyPortal, abbiamo di fronte il risultato della, diciamo, progettazione del servizio tramite lo strumento di editing di MyIntranet. Quindi in questo caso qui i form che devono essere compilati per portare poi il cittadino al riepilogo e all'invio della domanda verso l'ente. Ci tengo a precisare che tra le altre cose questo tipo di servizio che stiamo vedendo viene portato pari dai servizi già implementati in Regione Veneto. Quindi tutti i servizi che attualmente sono ospitati dentro la MyPA e che sono frutto della ingegnerizzazione dei procedimenti tramite lo strumento MyInstance, quindi quell'editor grafico che ci permette di collegare i passi del workflow per disegnare un procedimento più o meno complesso, come sono stati fatti per funzionare all'interno della MyPA, che diciamo, se dovessimo trovare un paragone, è la vecchia area personale del cittadino, funzionano senza bisogno di modifiche all'interno della nuova MyArea. Quindi di per sé andiamo a recuperare a sforzo zero tutti quelli che sono i servizi finora progettati per la versione precedente di MyPortal. Fino a poi arrivare ad avere anche, ad esempio, la prenotazione appuntamento. Anche in questo caso qui è un ulteriore servizio esterno. Quindi rispetto al pagamento, rispetto ai servizi procedurali, il servizio di prenotazione appuntamento è un ennesimo servizio catalogo della MyArea. In questo caso qui abbiamo un'esperienza utente che comunque sia è sempre lineare, scusate, effetto rete, è sempre lineare, anche qui forse qualche effetto demo di troppo, ok, non mi permettete la scelta dell'ufficio, casomai poi vediamo, che comunque l'esperienza utente è sempre lineare rispetto all'esperienza utente richiesta da Agile. In questo caso 3 servizi diversi trovano spazio, sono ospitati all'interno di un unico contenitore che noi chiamiamo la nostra MyArea. Così come Regione del Veneto implementa e mette a disposizione a catalogo questi servizi, lo può fare chiunque altro, con l'effetto che l'ente può andare fisicamente a scegliere un servizio piuttosto che un altro. Quindi ad esempio la prenotazione appuntamento dal sito istituzionale del comune, presente in tutti quanti i link dove dovrebbe essere presente, ad esempio qui, può essere la prenotazione appuntamento di Regione del Veneto, ma se a catalogo avessi una prenotazione appuntamento di qualche altro fornitore, potrebbe essere la prenotazione appuntamento di qualche altro fornitore. Tutto ospitato all'interno della stessa area privata del cittadino, la nostra MyArea. Ci tengo a sottolineare che la MyArea non è unicamente un contenitore di servizi, è qualcosa di più, è un contenitore di servizi compliant alla 141. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta una serie di criteri, di requisiti obbligatori necessari sono sviluppati, implementati già da MyArea
e per chiunque volesse implementare il servizio all'interno della mia area arrivano praticamente pressoché gratuitamente. Quindi l'integrazione di Bootstrap Italia, piuttosto che salvataggio bozze, piuttosto che criterio once only, sono tutte quanti criteri implementati nativamente dentro la MyArea e per chiunque volesse sviluppare un servizio nuovo dentro la MyArea arrivano praticamente gratuitamente. Sono già garantiti dal contenitore MyArea in questo caso. Oltre alla parte servizi abbiamo comunque anche quella che è, questa volta devo accedere, quella che è anche la bacheca personale del cittadino. Quindi in questo caso qui io ho qui dentro tutti quanti i dati di me come cittadino rispetto all'ente in cui mi trovo. MyArea mette a disposizione anche questo cruscotto. Ho chiaramente tutta la lista di domande, in questo caso qui le domande sono quelle presentate rispetto a dei servizi di Regione del Veneto, qui potranno trovare ospitarsi anche le domande presentate tramite servizi di terze parti, quindi avere un unico cruscotto dove ho un cittadino la situazione sotto controllo, piuttosto che tutta la sezione pagamenti in cui vedo le mie posizioni aperte e quindi posso andare fisicamente a completare il pagamento, piuttosto che lo storico dei miei pagamenti effettuati, piuttosto che la possibilità di vedere i documenti, piuttosto che la mia bacheca messaggi dove riceverò fisicamente le notifiche che tutti i servizi mi vanno a inviare, cambio stato della pratica di cambio residenza, piuttosto che l'arrivo di una nuova posizione debitoria. Troverò in questo momento qui, in questa fase qui, in questa bacheca messaggi, tutti i messaggi che mi arrivano da parte di vari servizi dislocati sui vari fornitori, scusate. Quindi fondamentalmente MyArea è un contenitore, è l'app store dei servizi di Regione del Veneto, in questo momento qui ospita i servizi regionali, più l'area privata del cittadino, con tutto quello che è la cornice di compliance rispetto a tutte quelle che sono i criteri che Agide richiede per garantire una separazione positiva a strumenti di questo tipo. Quello che abbiamo visto di fatto è qualcosa di questo tipo qui, quindi una scatola, quella azzurra, MyArea, che ospita dentro tante scatole grigie i nostri servizi. Queste scatole grigie possono essere di fatto implementate sia dalla Regione del Veneto, che a oggi mette a disposizione quei servizi che Stefano prima enunciava, ma che in futuro vedrà altri servizi di Regione del Veneto arrivare. Così come la speranza è quella che arrivino qui dentro anche i servizi di fornitori terzi, quindi chiunque volesse mettere a disposizione dei comuni del circuito MyPortal nuovi servizi può svilupparli come una di queste scatole grigie. Qual è lo sforzo di sviluppare un servizio all'interno della MyArea? Diciamo che per quello che è un po' quello che chiede Agide, attualmente un servizio dal punto di vista di Agide è importante sia adeguato a delle linee guida comunicative e diciamo di perimetro affinché il cittadino non debba essere portato a compilare servizi su portali diversi, perda il filo, non riesca ad avere un'esperienza utente che alla fine non è unicamente un'esperienza utente, ma è effettivamente in soldoni la comprensione che una persona, che è l'utente della strada, ha nei confronti di un servizio che è talvolta anche adesso difficile da usare, perché su alcuni comuni clicchi su un bottone, finisci su un altro portale, devi eseguire 2 volte l'accesso, piuttosto che hai un'interfaccia che non c'entra nulla con quella della pagina precedente, non riesci ad orientarti in nessuna maniera. Io stesso, quando ho presentato delle domande alla pubblica amministrazione, nonostante abbia un background informatico, faccio fatica ad arrivare in fondo. Quindi vi assicuro che non è un'esperienza piacevole. Immaginiamo poi l'utente normale, che è un utente che magari per il 95% dei casi è un utente di tipo standard, quindi non qualcuno magari con competenze informatiche avanzate, ma qualcosa meno. La MyArea apre un modello di conferimento. Quello che è la volontà è che i servizi vengano conferiti verso la MyArea in termini di principalmente esperienza utente.
Quindi alla mia area in questo momento qui non importa dove fisicamente il servizio è implementato, dove fisicamente il servizio sta, chiaramente con tutti i limiti del dovuto per quello che è la regolamentazione del dato piuttosto che la sicurezza e quant'altro, però fisicamente nella mia area, detta in termini molto terra-terra, ci sta l'interfaccia utente. Che il servizio poi venga erogato nel data center di un fornitore piuttosto che nel data center regionale, per quello che è la mia area, per quello che chiede Agid, poco importa. Quello che alla mia area serve è garantire un'esperienza utente comune e facile per tutti quanti i cittadini, qualunque sia il servizio. Cosa ci sta dietro la mia area? Ci sta una tecnologia che sta prendendo piede negli ultimi anni e che affianca un po' quello che è, diciamo, l'implementazione di microservizi, questi paradigmi che stanno un po' sulla cresta dell'onda, ed è un paradigma micro front-end fondamentalmente. Quindi il nostro contenitore può ospitare al suo interno tanti front-end sviluppati ognuno da un attore diverso, e lui diventa nient'altro che una sorta di presentatore di quello che è il servizio ennesimo che noi andiamo a integrare. Quindi di fatto questa è un po' quella che è la strutturazione della mia area. Abbiamo una porzione condivisa dell'esperienza utente, come in questo caso qui possono essere l'intestazione o il piedipagina del nostro portale, quindi in questo caso qui questa my area mette a disposizione della componentistica comune a tutti quanti i servizi, e quello che su cui deve concentrarsi il fornitore o chi volesse implementare qualche servizio per la my area è nell'implementare, nel scrivere queste micro applicazioni, che di fatto non sono nient'altro che delle pagine HTML sviluppate in qualsiasi tecnologia, in un ventaglio molto, molto importante di tecnologie JavaScript, quindi fondamentalmente tecnologie client-side, framework a questo punto, su cui magari io mi trovo più a mio agio e intendo svilupparci per poter portare la mia interfaccia utente all'interno di questo nuovo contenitore. Quindi si lascia anche in questo caso qui un'apertura tecnologica abbastanza importante per far sì che poi chi abbia magari già esperienza, expertise in tal senso, o abbia già del lavoro fatto, possa eventualmente andare a sviluppare col linguaggio, col framework, col framework preferito all'interno di questo nuovo contenitore. Anche se quello che poi alla fine percepisce il cittadino è comunque un'esperienza utente uniforme, quello che su cui voglio porre un po' l'attenzione è quello che fisicamente rappresenta poi la suddivisione all'interno della my area di quello che è competenza del contenitore, cioè della my area, e competenza di chi implementa il singolo servizio. Di fatto, all'interno della my area, ad esempio, i due rettangoli gialli rappresentano a loro volta delle micro applicazioni. Il front-end presenta un'intestazione, un header, che è una micro applicazione sviluppata dalla Regione Veneto che presenta l'header in compliant a quello che è l'header del comune, mentre il microservizio, segnalazione di servizio, è la scatola gialla sottostante. Questo è quello che viene richiesto a qualcuno per implementare il suo servizio ospitato all'interno di my area, di implementare la scatola gialla solo in termini di interfaccia utente. Il backend può esistere già da qualche altra parte, non è necessario portare un backend qui dentro. Vedremo fra un po' che in realtà è ancora più semplice, non occorre neanche implementare tutta la scatola gialla, ma solo pezzi di quella scatola gialla. Fondamentalmente abbiamo due concetti all'interno della nostra my area: la possibilità di sviluppare servizi da zero o di sviluppare servizi guidati. Servizi da zero per casi particolari in cui si volesse in qualche maniera uscire da alcuni binari che Agid comunque ci pone, quindi non è necessario seguire, ma l'abbiamo prevista, e un template di servizio che si chiama Parcel, ve lo vedremo fra un po', dove invece noi abbiamo già una buona percentuale del lavoro fatto e a noi spetta implementare solo alcuni passi specifici del servizio. Questo perché? Perché Agid, rispetto al livello di esperienza utente, ci dice: guarda che tu devi fornire una navigazione fatta a passi, lo richiamano breadcrumbs, però è una navigazione fatta a passi. Primo passo è l'informativa sulla privacy, poi hai il riepilogo in fondo, cioè, alla fine un servizio è abbastanza imbrigliato, non si esce di certo una schematizzazione abbastanza standard.
Per cui non ha senso ogni volta implementare la ruota da zero, si implementano solo quei passi specifici che mi servono. Quindi per chi volesse c'è una possibilità, una strada di implementare quello che noi chiamiamo template application. Parto da zero, tela bianca, ci faccio il servizio come mi serve. Quindi sono io che garantisco breadcrumbs, sono io che garantisco la navigazione, sono io che garantisco l'epilogo e quant'altro. È una via che abbiamo lasciato aperta, che a nostro avviso lascia una possibilità, ma che è quella un po' più scomoda. Mentre quello che noi, sul quale noi puntiamo un po' più apertamente, è questa templatizzazione che chiamiamo parser, dove fondamentalmente chiediamo a chi implementa il servizio di implementare solamente, andiamo all'interno di un servizio come ad esempio la mensa scolastica, niente bozza, di implementarci semplicemente le schermate interne, cioè tutto quello che sta all'interno di queste tab, mentre tutto il resto è già garantito dalla maiare. Quindi io mi concentro solo a implementare quei 5, 3, 4, 5 passi che mi servono e il resto lo lascio fare alla maiare. Servono per personalizzarlo. Per personalizzarlo, oppure per implementare un servizio da zero. Se io ho ad esempio una prenotazione appuntamenti e non voglio usare quelli del giorno evento, io posso fare una prenotazione appuntamenti da zero con quei 2 o 3 passi che il mio servizio già implementa nativamente. Quindi mi tratterà semplicemente di scrivere queste form di fatto per completare far completare al cittadino il percorso di erogazione del servizio. Una nostra parcel viene attivata fondamentalmente previo accordo con la Regione del Veneto, quindi c'è una sorta di registrazione della parcel, perché chiaramente c'è bisogno di garantire che quello che si va a fornire sia di fatto compliant, e quindi c'è una sorta di accordo. Una volta che la nostra applicazione, la nostra microapplicazione è attiva, è raggiungibile da un indirizzo che include nel suo percorso il nome della nostra applicazione. E questa può essere linkata all'interno del portale informativo di Regione del Veneto, piuttosto che altri portali informativi per accedere a quel tipo di servizio. Che cosa ci garantisce questa templatizzazione? Ci garantisce già tutta una serie di criteri, vediamo se riesco a ingrandirla un po', già tutta una serie di criteri già implementati, ne ho riportati solo alcuni. Ad esempio ci garantisce l'accesso al servizio, non devo reimplementare accesso ADAS, accesso SPID, accesso CIE. Se io scrivo questo tipo di micro applicazione, il contenitore mi fornisce l'identità dell'utente che ha fatto l'accesso. Posso anche dire la mia applicazione, micro applicazione, richiede obbligatoriamente l'accesso, lo richiede opzionalmente, e la cornice, la nostra maniera, si occuperà di garantire che l'accesso sia stato effettuato oppure no, rispetto a quello che di cui io ho bisogno di fatto. Ci mette a disposizione ad esempio il criterio consoli, già pronto, non dobbiamo implementarlo. Quindi abbiamo a disposizione in un SDK di fatto delle funzionalità in cui siamo noi che ospitiamo i dati once-only e li riproponiamo a qualsiasi applicativo, a qualsiasi servizio in maniera trasversale, in modo che se nel mio servizio salvo dei dati di compilazione, il servizio di prenotazione appuntamento può recuperarli per presentarli all'utente già pronti. Quindi è qualcosa che noi facciamo trasversalmente per tutti quanti i servizi che loghiamo alla stessa piattaforma. Oppure il criterio di valutazione dell'esperienza d'uso del servizio digitale, obbligatorio. Alla fine del completamento del mio servizio devo presentare quel rettangolo con le stelline dove l'utente sceglie da 1 a 5 la valutazione e poi esprime una serie di altre opzioni e poi invia la valutazione. È già implementato all'interno di MyArea, non devo rifarlo una seconda volta. Piuttosto che la verifica dello stato servizio, piuttosto che tutti quelli che sono i criteri più banali, tra virgolette, font, Bootstrap Italia e quant'altro. Tenete conto ad esempio che per chi sviluppasse in Angular c'è già un wrapper Bootstrap Italia all'interno della MyArea, quindi non bisogna star lì a perdere tempo in andare a Bootstrap Italia a capire come si fa. Quindi di fatto questo è il nostro modo di voler intendere un servizio. Implementate solo e esclusivamente le schermate che servono, il resto ci pensa MyArea. A ogni servizio ospitato, che di fatto è raggiungibile da un indirizzo che verrà assegnato univocamente al servizio, viene esposto un ciclo di vita del servizio stesso che viene montato e ospitato dopo una serie di controlli all'interno di questa scatola, di questa MyArea, dalla quale riceverà un contesto di configurazione
e con la quale può comunicare per mezzo di eventi, questo SDK di cui magari dopo faremo qualche accenno. Quindi di fatto, quello che vi dicevo prima, questa è in realtà la strutturazione. Il servizio pagamento canale COSAP nel rettangolo verde rappresenta quello che è la nostra maiarea, il rettangolo rosso rappresenta quello che deve sviluppare eventualmente un fornitore per poter erogare un nuovo servizio all'interno della maiarea, cioè occuparsi di implementare quelle schermate centrali. Tra la parentesi ho scelto anche quella sbagliata perché l'informativa sulla privacy viene data comunque già dalla maiara pronta, per cui è l'esempio sbagliato, sono quelle più in là. Fondamentalmente, quando configuriamo la nostra micro applicazione, dobbiamo dichiarare aggiornamento una serie di parametri di configurazione. Il mio servizio richiede accesso ADAS obbligatorio, o SPID-OC obbligatorio, sì, no? Piuttosto qual è il titolo che devo mostrare all'interno del titolo del servizio, piuttosto che la descrizione, tutte cose che sono pressoché informative. Configurazioni che poi vengono iniettate all'interno della nostra micro applicazione quando questa viene fatta partire. La nostra micro applicazione può comunicare con la scatola che la circonda attraverso una serie di eventi JavaScript. Quindi di fatto è interoperabile con tutta una serie di framework, qualsiasi framework esistente, se si scrive in JavaScript non c'è nessun tipo di problemi. MyArea, tra altre cose, è disponibile con codice aperto all'interno della comunità SPAC di Regione Veneto. SPAC, che di per sé è un GitLab ospitato all'interno di Regione Veneto, che ospita, tra le altre cose, codice sorgente della MyArea. Abbiamo a disposizione un repository, quindi mettiamo a disposizione il codice MyArea, con già i servizi regionali implementati, con già dei servizi di esempio pronti per essere eventualmente modificati, e con un ambiente di sviluppo pronto, dove fondamentalmente mi scarico il codice sorgente sulla mia macchina, attivo il mio ambiente di sviluppo tramite un comando, serve Docker, e ho sulla mia macchina una MyArea completa, nella quale posso far prove e scrivere i miei servizi. Una volta che il mio servizio è pronto, posso comunicarlo alla regione e renderlo pubblico. Piccolo excursus su quello che è invece il mondo MyInstance. Per chi arriva già da MyPortal metteva a disposizione, come abbiamo detto prima, tutta una serie di procedimenti sviluppati all'interno attraverso quello strumento grafico dove si compongono i workflow visivamente. Noi lo chiamiamo MyInstance. MyArea, essendo completamente compatibile con quella che è la MyPA oggi, di fatto può già nativamente ospitare i servizi sviluppati con quella tecnologia. Cosa si chiede in più? Si chiede in più un piccolo sforzo perché abbiamo implementato questi servizi qui, perché non perché lo vogliamo, ma perché Agile ci chiede di riorganizzare i servizi con un modello logico più pulito per il cittadino. Se avete dimestichezza con quella che è la direttiva Agile, tutti i servizi chiedono fondamentalmente che cosa? Che i dati di anagrafica o quelle che sono, diciamo, i dati non specifici del servizio vengano presentati in un passo che si chiama dati generali, mentre le preferenze di servizi abbiano un passo dedicato. Questo è un po' quello che ci chiede. Per cui tutti i servizi già implementati precedentemente dobbiamo semplicemente scegliere questa suddivisione dei campi di compilazione della nostra domanda, scegliere quale campo sta da una parte e quale campo sta dall'altra, in modo che possano essere suddivise logicamente e anche fisicamente in due sezioni diverse. Piuttosto che, e questo qui si fa comunque a livello centralizzato su MyPortal attraverso una configurazione, quindi se si semplicemente un campo, un gruppo di campi, si deve stare sulla prima step di compilazione o sul secondo, e infine semplicemente la necessità di dover garantire ogni campo presente sul primo passo la caratteristica di once-only, cioè se è un campo di anagrafica deve essere salvato e poi essere presentato nelle domande successive. Quindi sono queste le uniche due modifiche che stanno in corpo a chi volesse portare un servizio procedurale già sviluppato per la MyPA all'interno della MyArea di MyPortal. Niente di più di questo, il resto è compatibile e già funziona così com'è. Io penso di avere un po' colto tutti quanti quelli che erano un po' gli aspetti, poi per casomai per domande più specifiche, più tecniche, volentieri ci fermiamo qua poi a valle della conclusione. Grazie Paolo. Io passerei prima a vedere le domande che sono poste dai
dalle persone che ci stanno seguendo e poi eventualmente approfondiamo dei temi anche con chi è presente. Allora, in chat avevamo visto che qualcuno ha messo delle domande, per cui partiamo dalle chat. Vi ricordo che insomma, la sezione quella più corretta sarebbe domande e risposte, perché ci permette di gestirle meglio. Comunque, come si pone MyPortal rispetto alla porta di dominio, visto che poi il TLD sarà quello stesso del comune? Ma forse, insomma, Paolo, se riesci a tradurre la domanda, io credo che insomma, l'interpretazione di Stefano, magari riponi la domanda. Sì, credo che la domanda possa essere posta così, quindi come si pone MyPortal, o meglio, più che MyPortal direi la MyArea in questo contesto, rispetto a quello che è il dominio principale dell'ente? Si pone in questo modo, se questa è appunto se l'interpretazione è giusta. Direi che se in questo istante ciascun ente normalmente ha un dominio ufficiale per l'ente, comune, punto, nome del comune, punto, sigla provincia.it, dopo ne avrà due. Ne avrà uno per il dominio dell'ente che presenta sostanzialmente tutta la parte di contenuti, il sito in sostanza, e l'altra che riguarda invece i servizi. E questo, quindi adesso dico una a caso, poi potrebbe essere servizi.comune.nomecomune.siglaprovincia.it, un sottodominio, un terzo livello esattamente, e questo dominio verrà attestato sulla MyArea nella accezione sostanzialmente nell'interpretazione regionale. Basta, perché a quel punto lì, se tutti i servizi, indipendentemente da chi sono realizzati, transitano, gravitano, vengono fruiti dentro MyArea, il risultato è quello che ci si attende in termini di obiettivo PNRR e di obiettivo più ampio, appunto di fruizione in un luogo unico di tutti i servizi dell'ente. Questa soluzione è già stata avallata dal Dipartimento, quindi sì, è compresa nelle linee guida. Paolo, non so se volevi aggiungere qualcos'altro, ma io l'ho interpretata così, più che porte di dominio, insomma. Per chi ha già uno sportello servizi con un fornitore o addirittura con più fornitori, quali sono le strategie consigliate? L'integrazione può essere in qualche modo standardizzata con Regione Veneto, è un processo che ciascun comune deve gestire in modo autonomo. Regione è in grado di fare da collettore e mediatore per cercare di ottenere forniture standard con i fornitori, almeno con quelli più presenti sul mercato del territorio regionale? L'operazione che Regione fa con MyPortal e MyArea è quella di fornire un luogo per poter esporre servizi comune con delle regole standardizzate. Questo è quello che la proposta della Regione. Cioè, voi potete scegliere i servizi con qualunque fornitore e li esponete attraverso MyArea. Le regole sono stabilite dalla Regione del Veneto e il rapporto poi tecnico con il fornitore sarà mediato dal comune, ma insomma, il rapporto sarà con Regione del Veneto. Ma forse anche l'occasione, Stefano, per parlare del progetto MyPartner, no? Cioè di come avviene l'integrazione o comunque il progetto, come ci stiamo muovendo in questo momento per coloro che hanno già aderito o comunque sono interessati a utilizzare in maniera integrata la MyArea. Due parole, insomma. Sì, per capire anche come eventualmente partecipare. Mi aggancerei prima però con una ulteriore, diciamo così, news su quello che hai appena detto, Nicola. Quindi direi questo, quindi nella domanda appunto della persona che ce l'ha posta c'è l'idea appunto di avere a che fare in questo momento con più luoghi in cui sono fruiti dei servizi. Ecco, allora questo è l'ESIS, quello che è adesso, dove questi luoghi addirittura potrebbero anche essere uno solo, magari con dei puntamenti, con dei link. Ecco, questo attendere non sarà più possibile. Quello che viene chiesto in questo momento è
tutti i servizi inseriti a finanziamento del PNRR dovranno essere fruiti solo ed esclusivamente attraverso la MyArea, cioè scusate, l'area personale del cittadino. Mi viene naturale dire MyArea dopo la presentazione. Eccoci. Quelli che non sono stati inseriti a finanziamento, in questo momento hanno una fase di transitorio sicuramente, quindi in questo momento se all'interno del sito ci saranno dei servizi, le schede servizio è bene che siano concentrate tutte assolutamente a livello di sito e a livello della sezione servizi. Dopodiché, se per alcuni servizi in questo momento si farà ancora riferimento al vecchio modo di operare e di fruire il servizio stesso, va bene, cioè è una fase transitoria. Quello che assolutamente conta è che tutti i servizi inseriti nel finanziamento, proprio nella domanda di finanziamento PNRR, gravitino assolutamente solo ed esclusivamente attraverso quell'unica area personale del cittadino. Attendere un po' alla volta, con la gradualità che sarà necessaria e conseguente a tutto un insieme di fattori, ovviamente dovranno essere portati lì tutti i servizi. Per quanto riguarda le progettualità, invece qui ha fatto menzione il collega Nicola, cosa sta facendo Regione in questo momento? Si sta muovendo su più piani, ecco, quindi rinnovo quindi anche qui l'appello a tutti gli enti che hanno la volontà di essere affiancati da Regione a dircelo, perché se noi non sappiamo cosa succede, se noi non sappiamo chi è il fornitore di un ente piuttosto che di un altro, rischiamo poi di non metterci in contatto con tutte le realtà. Noi ci stiamo muovendo su due piani. Il primo piano è quello che va nella direzione dei cosiddetti, il primo perché è il primo che mi viene in mente, non perché sia il più importante o il meno importante. Abbiamo due diciamo realtà, i soggetti aggregatori, chiamiamoli pubblici, e i soggetti aggregatori privati. Chi sono i soggetti aggregatori di tipo pubblico? Ma facciamo degli esempi, sono i SAD, soggetti aggregatori per il digitale, sono delle in-house di particolari territori, sappiamo che nel Veneto esistono sostanzialmente realtà di questo tipo che già dialogano da molti anni e sono a strettissimo contatto con gli enti. Ecco, noi abbiamo contattato, stiamo contattando queste realtà proprio per instaurare quel dialogo di chiarezza che permetta poi a queste stesse figure di riferimento in ambito, diciamo, non dico locale, ma di un territorio più piccolo di tutta la regione, di supportare in termini proprio mi verrebbe da dire quasi di consulto, di suggerimento forte gli enti affinché possano agire le scelte più oculate e più attente per quella che è la loro specificità e la loro realtà. Parallelamente ci stiamo muovendo anche con quelli che sono gli aggregatori locali, privati. Chi sono questi aggregatori privati? Sono le aziende ICT sostanzialmente, no? Ognuna delle quali porta presso uno o più tanti servizi e noi stiamo cercando appunto mano a mano che ci vengono segnalate le aziende ICT coinvolte nelle progettualità degli enti, le stiamo incontrando una ad una. Ieri abbiamo avuto un incontro proprio, è stata una giornata importante, abbiamo avuto 4 incontri diciamo che riguardano questa tematica aggregativa, 2 proprio con dei soggetti aggregatori di tipo pubblico e 2 con dei soggetti privati. Al momento abbiamo incontrato delle realtà che comunque hanno un buon installato in Regione Veneto e si sono dimostrate assolutamente interessate a questo tipo di interazione. È evidente che più l'azienda è piccola, più è interessata a questo tipo di interazione, perché altrimenti c'è un rischio fortissimo, cioè l'azienda piccola non ha la forza di catalizzare su essa stessa poi quella che è una regola generale che valga per tutti, quindi vede non di buono, di ottimo diciamo così, orientamento quella che è una proposizione regionale nel fare un po' d'ordine, nel mettere delle regole chiare alle quali le realtà in qualche modo si attestino. Ecco, auspichiamo appunto di riuscire ad avere un dialogo altrettanto sereno e speriamo anche condiviso anche con le aziende più grandi che
per il momento abbiamo sfiorato, ma non abbiamo ancora incontrato in questo contesto appunto di partenariato, come stavo appena dicendo. Poi la domanda è: si può vedere un caso d'uso di una reale integrazione con un fornitore esterno di servizi? È prematuro perché cioè, fornitore esterno no, ma fornitore che un caso d'uso di un servizio che non sia stato realizzato in precedenza dentro MyPortal ne abbiamo già visti almeno 2. Se prendiamo la prenotazione appuntamenti oppure un caso d'uso che implementa un pagamento. La prenotazione appuntamenti, poi Paolo se vuoi tu sarai più tecnico di me, ma in questo istante che cos'è? È un servizio che è stato preso a riuso da un ente fuori dalla regione del Veneto, ed è stato poi rielaborato e contribuito nell'ambito della progettualità che ha riguardato le autorità urbane MyCity come un verticale, quindi è un prodotto esterno, non è dentro, non è stato sviluppato come un servizio, noi lo chiamiamo un LED procedurale all'interno dello strumento di Regione del Veneto. Bene, quell'oggetto è stato opportunamente reingegnerizzato per quanto concerne la parte di front-end ed è stato integrato. Similmente per l'ambito dei pagamenti, MyPay è un verticale, sì, è un verticale regionale, indubbiamente, fruisce anche di alcune componenti di MyPortal 3, ma non è sviluppato dentro MyPortal 3, è un verticale. Bene, i pagamenti li abbiamo integrati e prima Bertuzzo appunto vi ha fatto già vedere questi 2 servizi che, ripeto, non sono ancora sviluppati dall'azienda ICT A, B o C, ma sono comunque sviluppati esattamente allo stesso modo con cui li dovrà sviluppare l'integrazione una qualsiasi azienda esterna. Servizi integrati da aziende esterne è prematuro perché abbiamo iniziato a distribuire, siamo oggi qui a presentare il kit, no? Perché altrimenti non era possibile. Quando ci eravamo visti ad aprile la domanda era: ma c'è il kit? Sì, adesso c'è, quindi ci abbiamo visto un paio di mesi, però adesso c'è, e quindi adesso chi vuole lo può fare. La prossima volta faremo vedere dei servizi integrati, insomma, quindi noi faremo sempre una serie di incontri e vi terremo sempre informati su quali sono gli sviluppi. Lo scopo di questi incontri, di tutti quelli che fa Regione Veneto, è anche essere trasparenti su quelle che sono le attività che facciamo, tenervi aggiornati su quali sono le tempistiche e quindi non lasciarvi al buio, no, non dovete fidarvi al buio per Regione del Veneto. Noi facciamo continuamente questi incontri e comunque ci potete interpellare direttamente per fornirvi gli step di tutti i percorsi che stiamo portando avanti e di volta in volta fornirvi delle informazioni maggiori. Continuo. Allora, in chat abbiamo esaurito le domande, ma ce ne sono 6 nella sezione. Allora, la prima, quindi una considerazione: quindi il cittadino vede le domande storico dell'ente in cui è entrato, ma ci sarà un'area unica in cui vede tutto di sé rispetto a tutti gli enti in cui ha delle istanze, comunicazioni. Grazie. Allora, no, in realtà sì, in realtà sì. Allora, dico una cosa e poi faccio proseguire Stefano. Regione Veneto ha immaginato quest'area complessiva da sempre ed è MyPA. Adesso abbiamo sviluppato MyArea. Il rapporto MyArea non è interrotto, per cui il contenitore complessivo per tutti i servizi di Regione del Veneto e il cittadino, che è MyPA, c'è e la continuità ci sarà sempre. Adesso Stefano magari spiega meglio quali sono le relazioni tra MyPA e MyArea, però comunque il contenitore, che non esiste a livello nazionale, la Regione Veneto l'ha pensato già da diversi anni, che è MyPA. Esattamente, sì. È proprio così, Nicola. Quindi questo contenitore esiste dal momento in cui è nato MyPortal 3 ed è appunto una delle 3 colonne di MyPortal. Noi abbiamo detto MyPortal 3 aveva come 3 colonne il portale della città, quindi MyPortal, il portale dell'operatore, MyIntranet, e il portale del cittadino, MyPA.
Qual è la differenza? Allora, innanzitutto in questo momento usiamo un termine globale che è l'area personale del cittadino per indicare l'abbinamento della MyArea assieme a questa MyPA. Quindi la MyArea, come abbiamo capito prima, è l'oggetto che permette la fruizione dei servizi in chiave PNRR. Quindi permette di vedere sostanzialmente tutto l'intercorso di quello specifico cittadino nei confronti di un ente, che è l'ente appunto con il quale si è fatto riconoscere, al quale sta chiedendo sostanzialmente quel tipo di servizio. MyPA di fatto, dal punto di vista dei dati, del contenitore dei dati, riflette quanto MyArea di fatto riflette quanto sta a livello di contenitore dei dati dentro la MyPA. Quindi per usare dei termini anche un po' più tecnici, il servizio LED diciamo, procedurale che viene sviluppato all'interno di MyInstance, MyPA, che fruisce appunto del classico giro che siamo abituati ormai a vedere da tempo, di fatto va a depositare i propri dati dentro MyPA. La MyArea non fa altro che con una lente di ingrandimento andare ad estrarre sostanzialmente l'intercorso di quel cittadino sullo specifico ente e mostrarlo con una veste adeguata al PNRR dentro quel contenitore. Quindi in questo momento il cittadino ha già a disposizione, per il cittadino del Veneto, un cittadino nazionale, il cittadino del Veneto ha già a disposizione due oggetti. Quello che viene richiesto a livello nazionale in ambito PNRR, che è la MyArea, quindi l'area personale cittadino, dove vedrà l'intercorso, il proprio intercorso verso la pubblica amministrazione specifica. E per tutti gli enti che hanno già adottato MyPortal o comunque hanno chiesto ai propri fornitori, e qui sì abbiamo già dei casi d'uso di integrazione di fornitori esterni, anche di fornitori di grandi dimensioni, quando quei fornitori integrano sostanzialmente i propri servizi in termini di attestazione della presentazione della domanda, stati di avanzamento, restituzione dei risultati dentro MyPA, ebbene in quel caso lì il cittadino troverà tutto il proprio intercorso verso tutti quegli enti che hanno sostanzialmente sposato questo modo di agire, questa filosofia che va nella direzione di un repository unico per quanto concerne appunto i dati salienti delle pratiche del cittadino. La seconda domanda invece riguarda le progettualità regresse. I servizi sviluppati in MyIntranet nell'ambito dei progetti PortFairs 2014-2020, MyCity, MyData, che saranno attivati a breve, come sono gestiti? Alcuni dei servizi esposti, ad esempio prenotazione appuntamenti, accessi ZTL, hanno la stessa denominazione in quelli di MyCity, sono gli stessi o doppioni? Sì, ecco, allora vediamo se riesco ad essere sufficientemente chiaro nell'esposizione. Innanzitutto la premessa che ho fatto prima nel parlarvi di prenotazione appuntamenti dovrebbe già in qualche modo far comprendere qual è la strategia regionale, che è sostanzialmente di mettere a fuoco, fruendo di tutto ciò che è stato già realizzato, dei servizi in chiave PNRR qualora quei servizi siano stati scelti appunto dalla Regione del Veneto per essere dei servizi candidati a poter affiancare i singoli enti. Prima abbiamo parlato di 11 servizi più prenotazione appuntamenti e anomalia del territorio, no? Ecco, quegli 11 servizi lì non li abbiamo rifatti da zero. Prenotazione appuntamenti è il prenotazione appuntamenti sostanzialmente messo a terra, come ho detto prima, nell'ambito della progettualità MyCity e vestito in chiave PNRR. Quindi in questo momento cosa succederà? Succederà che elenco alla mano di tutti i servizi messi a terra dalle progettualità, come appunto quella che ha riguardato le autorità urbane, che è un elenco molto corposo. Da questi è stato estratto un sottoelenco più ridotto di 3, 4, non ricordo esattamente quanti servizi che sono stati già adattati per essere fruiti in chiave PNRR.
La fruizione, come abbiamo capito, in questo momento potrà avvenire in 2 maniere diversificate, perché comunque la base dati è condivisa, per il discorso che ha fatto tecnico, che ha fatto prima il dottor Bertuzzo, no? Quindi è solo un modo diverso di mostrare le cose, ma le base dati sono sempre quelle. Quindi chi ha scelto di avere quel servizio, che ne so, prenotazione appuntamenti piuttosto che accesso ZTL, inserito nel contesto dei servizi di MyPortal 3.1, bene, lo presenterà in una chiave PNRR compliant dentro MyPortal 3.1. Chi invece non ha fatto questa scelta potrà decidere se continuare a presentare quel servizio così come lo sta presentando ora, piuttosto che, adottando la MyArea regionale, presentarlo in chiave PNRR compliant. Qui l'unica attenzione che mi sento di aggiungere è questa. Per gli enti che hanno partecipato appunto al progetto MyCity bisogna fare attenzione a non candidare, ma questo gli enti lo sanno benissimo, evitare il doppio finanziamento, no? Quindi questo è dico una banalità, ma non è una banalità perché rischia poi di far saltare ovviamente il progetto. Un'altra domanda: i comuni possono ottenere aiuto da regione per la costruzione di capitolati degli atti di affidamento dei contratti con i fornitori, così da mettere bene in chiaro i compiti dei vari attori in tutti gli aspetti di integrazione fra servizi e MyArea? Ricordo che per tutto quanto riguarda il PNRR abbiamo il supporto di ANCI Veneto e quindi utilizzando il servizio, intanto chiedendo il supporto regionale e poi quindi una volta attivato il supporto, contattando i referenti di ANCI Veneto e la messa a disposizione, messa a disposizione non solo gli amministrativi ma anche i tecnici, tecnici della regione Veneto per la parte di sviluppo, vi daremo tutto il supporto necessario. Quindi la prima cosa è aver chiesto supporto, chi non l'ha ancora chiesto lo chiede, contattare i referenti di ANCI Veneto, dire qual è il supporto di cui hanno bisogno e verranno poi comunque, di volta in volta. Posso interrompere? Non so se ti sentono da casa. No, secondo me è troppo stimolante quello che ho detto. Posso un attimo? Noi abbiamo fatto una serie di incontri. No, premetto che sono, rispetto agli argomenti di cui parlo, io faccio il segretario comunale, quindi sono un neofita rispetto agli argomenti di cui parlate, però siccome in qualche caso, in qualche comune sono stato anche responsabile della transizione digitale, dell'argomento ho cominciato un pochino a occuparmi. In realtà questa questione è vitale, soprattutto per i comuni medio-piccoli. Non so, forse Padova avete competenze che magari negli enti medio-piccoli non abbiamo, però questa questione è centrale proprio perché mette in gioco la questione degli affidamenti e la questione delle regole di ingaggio con i fornitori, rispetto ai quali ovviamente nella maggior parte dei casi siamo in una condizione di asimmetria informativa, e fare squadra con gli enti e cominciare a condividere, perché a volte ti parla veramente troppo in astratto e poi noi abbiamo bisogno di strumenti concreti. Io ci ho provato, ho fatto in un ente in cui sono stato, ho fatto proprio una circolare sugli acquisti informatici PNRR e ho cominciato proprio a mettere in campo 3-4 clausole anti-lock-in che abbiamo cominciato a buttare dentro. Ho fatto delle consultazioni preliminari di mercato in cui ho detto ai fornitori: queste sono le cose di cui abbiamo bisogno, sappiate che se dovete venire a contrattare con noi vi chiederemo integrazione col protocollo, quindi tramite web services che siano garantiti con personale messo a disposizione voi, di cui vi fate chiaramente carico, regole sull'uscita, perché se abbiamo bisogno di uscire dal contratto ci dovete mettere a disposizione gli stessi web services per dialogare con il fornitore entrante, e necessità anche di integrazione col protocollo sia in entrata che in uscita. Ecco, però l'argomento è estremamente interessante. Io ci ho provato proprio senza competenze tecniche, con competenze esclusivamente giuridiche, però se riuscissimo a fare squadra tra enti, fondamentale, e con il supporto della regione, con il supporto del Dipartimento Transizione Digitale, sicuramente su questa cosa importante, che poi tra l'altro sarebbe una regola di chiarezza anche con i fornitori, perché certo, dove ci sono fornitori che si comportano bene
è conveniente anche per loro avere delle regole chiare, però secondo me su questa cosa forse una riflessione sarebbe opportuna farla, perché tante volte è vero, con il Dipartimento della Transizione Digitale abbiamo dialogato, sono estremamente disponibili, ci hanno dato consigli anche operativi, però poi alla fine l'operatore che si deve scrivere il capitolato è quello del comune ed è davanti al plottone di esecuzione. Va bene. Scusate. Grazie no, invece dell'intervento. Sì, noi ci occupiamo molte volte solo della parte tecnica, ci preoccupiamo di far dialogare le varie componenti e ottenere insomma, le disponibilità per le integrazioni, però poi bisogna anche formalizzare i rapporti. Noi in ogni caso avevamo fatto un incontro tempo fa con la presenza della si chiama di Treviso, come si chiama? Di Treviso, seguito da noi. Sì. Comunque diciamo chi si occupa dei contratti delle gare, la centrale di committenza di Treviso, per cui comunque penso che Rovigo, se non erro, comunque è uno dei comuni che ha chiesto supporto, e quindi con il contributo di tutti cerchiamo anche di trovare il modo di rispondere a questa richiesta. Ce la segniamo, naturalmente non possiamo rispondere se non dicendo che siamo a disposizione con la squadra che aveva messo in campo e poi vediamo quali sono gli aspetti anche organizzativi per poter dare risposta alla richiesta che è stata fatta. È previsto un percorso di formazione a tecnici comunali e dei centri servizi delle varie province per la creazione di personalizzazione dei servizi completamente interni a MyArea, così da implementare il repository regionale. Questa è proprio la parte, diciamo, siamo già non nella gestione dell'uso del servizio, ma nell'implementazione e parametrizzazione. Sì, nel senso che ora, stiamo rivedendo una serie di attività anche di formazione di MyPortal. Diciamo che questa è una parte un po' più specifica che andrà affrontata insieme a Stefano. Sicuramente daremo una base, un supporto per la formazione degli operatori e amministratori. È una, diciamo, un'indicazione generale di come funzionano i vari servizi LED, le integrazioni e tutto quanto, e questo all'interno di un corso che stiamo predisponendo e che sarà a disposizione a settembre. La domanda mi sembra un po' più specifica, cioè ci sono alcuni operatori che hanno bisogno di una formazione diciamo, particolare. Questo sta tra le varie cose che ci siamo messi, diciamo, ci siamo segnati. Naturalmente ci fa piacere che venga richiesto, vuol dire che questa è un'esigenza e su questa possiamo spendere il nostro tempo e portarla avanti. Dobbiamo raccogliere insomma un numero sufficiente di persone interessate per poter insomma fare questo tipo di formazione. Sì. Naturalmente non la escludiamo. Però... No, io se posso Nicola aggiungerei che è un tipo di formazione che abbiamo già nelle nostre corde, nel senso che facciamo anche qui degli esempi proprio per essere diretti nell'esposizione del linguaggio. Prendiamo la parte cittadino informato. La parte cittadino informato sappiamo appunto che se l'ente deve mettere a terra con il supporto regionale, ma soprattutto avvalendosi di un fornitore, quella che è il nuovo sito MyPortal 3.1 PNRR compliant, che cosa ci immaginiamo? Ci immaginiamo che l'ente incarichi per la formazione del proprio personale l'azienda che ha contrattualizzato. Ma è Regione in tutto questo dove sta? Ma Regione formerà i formatori da questo punto di vista, no? E se tra i formatori poi abbiamo anche qualche responsabile di contesti particolari più attinenti appunto agli aspetti informatici di un ente, non ci tireremo senz'altro indietro. La stessa cosa vale anche per la parte che riguarda i servizi, quindi
per quello stiamo chiedendo appunto chi sono le realtà che vi supportano, perché dobbiamo mettere a terra con ciascuna di esse e condividerle poi su un tavolo allargato, naturalmente alla presenza del referente del comune, quello che stiamo facendo in questo momento proprio con l'aiuto di varie realtà esterne, dei piani. Con ogni ente dovremmo mettere a terra il proprio piano a seconda di quelle che sono le proprie scelte, a seconda di quelle che sono le necessità che ha messo in atto su quella specifica domanda. Quindi ecco, il percorso di formazione inteso come un corso lo dobbiamo implementare, il supporto tecnico, le informazioni e quindi diciamo incontri personalizzati per formare il personale specifico individuato dall'ente, questo lo facciamo in maniera ordinaria tutte le volte che un ente ci chiede un servizio, per cui non è un corso strutturato, ma le informazioni specifiche vengono fornite di volta in volta. Speriamo di aver dato risposta completa. Allora, rispetto a quello appena detto, potrebbe allora essere che dei servizi inclusi nella domanda dell'avviso, il comune alla fine faccia trovare al cittadino tutti i MyArea, anche se alcuni, già in uso del comune, sono forniti da fornitore esterno e fisicamente stanno altrove, e altri siano quelli già disponibili in MyArea. Corretto, sì, confermo, questo è il concetto che abbiamo esposto finora, cioè quello che la MyArea può diciamo, ospitare servizi sviluppati direttamente da regione, servizi sviluppati da enti terzi, cioè quelli che collaborano con regione, l'autorità urbana e SAD, sì, ok, e quarto i fornitori esterni. Quindi sì, il concetto è stato interpretato correttamente. Sempre per lì. Ma non sentono altrimenti da fuori? No, rispetto a quello che diceva, non mi ricordo il nome, Paolo. in questo caso mi collego proprio a questa domanda che mi ha fatto, ma con un'esposizione omogenea, come diceva prima lui, quindi alla fine l'interfaccia è lo stesso, oppure se ci sono già servizi che sono stati sviluppati proprio secondo un'altra logica, perché ne abbiamo visti tanti, molti enti probabilmente hanno già contrattualizzato, lì rimane semplicemente il luogo dove c'è installato fisicamente quel servizio che però funziona con un'interfaccia diversa. Cioè ci sono le due alternative o comunque deve essere, l'esposizione deve essere sempre... Diciamo quello che diceva Stefano prima, magari se Stefano può ricordarlo, la problematica qui è che Agis ci chiede che l'interfaccia sia una. Quindi dovrebbero riprogettarlo. Non riprogettarlo, rifare l'interfaccia utente. Sì, in realtà sì, no, quello che è, non devono riprogettare l'intero servizio, perché l'intero servizio devono soltanto adeguare il modo con cui dialogare verso la MyArea. E quindi noi diamo per scontato che, insomma, che i prodotti sul mercato siano stati progettati bene, visto che insomma, sono anche in uso, però naturalmente non è c'è comunque un adeguamento, quello bisogna farlo, ma questo serve per poter rispettare quello che è la richiesta a livello nazionale, e cioè che non solo un unico posto, ma anche che siano visibili nello stesso modo. La tecnologia a micro front-end dà questa possibilità. Bisogna fare in modo che le informazioni in qualche modo vengano tradotte, diciamo così, attraverso questa. Io mi esprimo ma non tecnico, però insomma, quindi sì, però non tutto, cioè non si può fare tutto senza non mettersi un po' le mani, ecco, questo è. Allora, nei servizi dove il comune ha molta o totale capacità di decisione si riscontrano differenze praticamente per ogni ente. Avremo quindi che ogni comune crea il proprio servizio partendo da zero, modificandone uno già presente, e poi nei repository si troveranno più versioni dello stesso servizio. Definire questi aspetti è importante, perché poi nei vari bandi viene chiesto di coordinarsi per sviluppare ciascun ente o gruppo di enti di servizi diversi dagli altri, ma poi non è detto che vadano bene per tutti. Vabbè, questo può rispondere Stefano? Sì, io ci provo. Sì, mi sono confrontato proprio l'altro giorno con alcuni enti proprio su tematiche di questo tipo.
Il ragionamento che è emerso... Riprendiamo la cornice per Sì. chi magari non è addetto, quindi stiamo parlando Allora, ci sono dei servizi, questi servizi ovviamente realizzano quello che è appunto un servizio al cittadino, o meglio adempiono tipicamente a delle norme. Queste norme da che cosa derivano? Chiedo scusa poi al segretario se magari mi esprimo in maniera non perfettamente legalese, ma io sono un tecnico dall'altra parte. Ecco, quindi tipicamente c'è un punto di riferimento importante che è quello nazionale, che poi potrebbe essere in qualche maniera recepito in maniera un po' più puntuale a livello regionale, e poi ci sono i regolamenti comunali, e queste cose devono stare assieme, e dove magari non ci sono, meno si arriva a livello basso, cioè a livello di singolo ente, ovviamente più generale è il modo di erogare quel servizio. Quindi la domanda che ci è stata posta è se ci sono servizi variegati, quindi ci sono servizi dove appunto, dovendo mettere in pratica quello del regolamento del singolo ente, in questo momento occupazione solo pubblico, dico bene, per prenderne uno, passando da un ente all'altro, Trasporto scolastico. o trasporto scolastico, cambiano le regole. Allora ci si sta chiedendo cosa si fa in questo caso, visto che il repository è unico, il repository in ambito di MyPortal. Ecco, allora la nostra idea è comunque di mettere a disposizione, allora ci sono casi e casi, non so, anche qui mi è stato detto appunto in questi confronti che ad esempio la pubblicazione di matrimonio o tutto ciò che ha attinenza al demografico in generale ha un regolamento nazionale che è uguale in tutti i comuni, e lì non c'è problema. Quindi fatto il servizio per un ente, quello va bene senz'altro per tutti. E quindi quello pubblicato una volta nel repository, diciamo così, nel catalogo regionale, potrà essere importato nell'impianto specifico di quell'ente e adottato così com'è, previa parametrizzazione. Ecco. D'altro canto invece cosa succede? Uno degli esempi che abbiamo portato invece in maniera diametralmente opposta, trasporto scolastico. Trasporto scolastico è probabile che quello che andremo a proporre per un gruppo di enti andrà bene forse a un certo numero di quel gruppo di enti, ma forse neanche a tutti quegli enti. Quindi quello che è nell'idea di regione è riuscire in qualche maniera ad estrapolare perlomeno lo scheletro di quel servizio, quello che è il core di quel servizio, e depositarlo all'interno del repository generale, facendo in modo poi che quel servizio, appunto quel semilavorato, venga importato nell'impianto dello specifico ente, e all'interno di quello specifico ente il comune, assieme al proprio partner tecnologico, insieme alle forze interne che ha, le competenze del personale proprio, vada a personalizzarlo e vada a vestirlo su misura. Diceva lui che se per caso ogni ente che si parametrizza il servizio poi lo espone pure per metterlo a disposizione, ecco, esatto, quindi sull'esposizione nel repository, quindi in quello che è il catalogo generale, ecco, allora questo sarà senz'altro un'operazione mediata dalla regione, quindi andremo a depositare un qualche cosa che abbia senso e abbia una valenza di carattere generale, lasciando invece negli impianti dei singoli enti le personalizzazioni e le parametrizzazioni locali. Bene, abbiamo risposto. Cortesemente, nella presentazione fatta dal signor Bertuzzo sui servizi della MyArea del comune di Bassano del Grappa, il servizio per notazione appuntamenti è il LED regionale oppure il servizio di un terzo fornitore, grazie. Avevamo risposto, però proviamo a ripetere. Stavolta facciamo spiegare a Paolo, così come l'ha spiegato Stefano, l'ha spiegato anche Nicolò. Prova a dare tu la spiegazione e vediamo se riusciamo a farci capire. Sì, esattamente corretto. Nel portale di Bassano del Grappa, quello di collaudo, il LED è quello regionale, che però regionale fino a un certo punto perché è stato portato fisicamente a casa da un'altra regione, da un altro ente,
e quindi, come diceva giustamente Stefano, è un caso vero e proprio di integrazione di un servizio esterno. Però è a catalogo regionale, nel senso che è uno dei servizi già presenti di default all'interno dell'area della Maiale. Quindi, allora, il servizio prenotazione appuntamenti ce l'avete così come è stato presentato per tutti coloro che usano, che prenderanno il portale MyPortal 3.1, quindi non è che vi ha chiesto di integrarlo. Scusatemi, vedo però la storia è questa, cioè è stato integrato a seguito di un percorso che è nato come prodotto di terze parti, sviluppato poi all'interno di una progettualità, infine integrato in maniera nativa, diciamo così, in MyPortal 3.1. Quindi chi prende MyPortal 3.1 se lo trova nativamente e non deve fare nessun tipo di integrazione. Se invece lo vuoi sostituire con un altro servizio di prenotazione appuntamenti di terze parti, allora procederà all'integrazione. Questo come evitare che i fornitori già integrati in qualche modo con questa piattaforma adottino strategie commerciali atte a farsi pagare troppo a tutti gli enti, visto che sanno quanti soldi abbiamo nel PNRR, già ora propongono preventivi anche per attività che finora facevamo senza ulteriore popolo. Allora, Regione Veneto, ancora all'inizio degli incontri del PNRR, aveva fatto un catalogo cioè un'ipotesi di costi medi per poter integrare i servizi regionali. Quindi io vi direi di contattare il referente del PNRR, quindi per ANCI Veneto, che ha tutta, diciamo, la documentazione, e in quella documentazione erano state fatte delle valutazioni di quanto poteva, diciamo, costare l'integrazione di un servizio di Regione del Veneto o d'altro. Quindi quella è la prima mappa. Se il caso è più particolare e specifico, noi possiamo soltanto dare una mano a fare una stima, ma non possiamo entrare nel merito. In passato qualcuno ha detto lo chiediamo agli account manager del dipartimento, ma anche loro non possono darvi risposte di questo tipo. Il resto è il mercato, come diceva prima il segretario, fare degli avvisi, dei bandi che siano corretti, che permettano, insomma, di avere un confronto con gli operatori in maniera, diciamo, omogenea su più attori, perché il rischio del lock-in e dell'unico attore è quello che permette di fare il brutto e cattivo tempo, e quindi se siamo legati a quel fornitore poi non abbiamo neanche grandi possibilità di contrattualità. L'altro è che naturalmente tutti i fornitori che entreranno in contatto con Regione Veneto e si proporranno nelle integrazioni permetteranno di avere un'idea di quanti enti sono e definire dei prezzi omogenei a livello regionale, ma su questo, insomma, non possiamo entrare più sul dettaglio perché è difficile, non abbiamo altre informazioni. Quindi l'unica cosa è di cercare di non diciamo, bloccarsi su un unico fornitore, ma avere la maggior possibilità di scelta su più possibilità. Domande? Potrebbe comunque allora essere, per chi ha già affidato tutti i servizi previsti dall'avviso, inclusi prenotazione e anomalie del territorio, che comunque chieda al fornitore di portare tutto verso MyArea, in modo che in futuro si possa beneficiare di nuovi servizi che MyArea quando nasceranno. Grazie. Allora, non sappiamo qual è il rapporto contrattuale che avete con il vostro fornitore, quindi margini di modifica, però sì. Se possibile, assolutamente. Se possibile, sì. Diciamo che noi saremo a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie al fornitore per fare una valutazione e quindi capire quant'è l'impegno ad adeguarsi a questa cosa. Poi sulla valutazione economica e come modificare il contratto, questo dipende dalle clausole e dalle modalità con cui avete fatto l'affidamento. Sì, adesso intanto chiudiamo le risposte in questa sessione, che non abbiamo più, naturalmente potete farne altre, siamo ancora qui. Allora, l'articolo 64 bis del comma 1 del CAD parla di punto unico di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Qualcuno sostiene che sia l'Appio, altri sostengono che sarà in divenire. In ogni caso, come si pone MyArea
come un'ulteriore piattaforma unificata di accesso ai servizi PA. Grazie. Allora, il MyArea si pone diciamo, in stretta linea e osservanza di quelle che sono le richieste del PNRR. Quindi noi attualmente abbiamo sviluppato MyArea con quest'ottica, perché altrimenti avremmo avuto già MyPA. Allora, finché non c'è a livello nazionale l'APIO è un'app, non è un portale, quindi ha una certa modalità di funzione, e la stanno modificando, stanno arrivando sempre fuori regolamenti nuovi e così via. Tra l'altro PagoPA sta inserendo anche altri servizi, che non è solo quello di pagamento, quindi è un'evoluzione continua. Regione Veneto aveva individuato MyPA come invece contenitore, che è integrato, e quindi con APIO, cioè tutto quello che trovate in APIO lo trovate anche in MyPA. Dovremmo farvi tutta la cronistoria di come abbiamo pensato MyPA a suo tempo, però diciamo che a livello regionale l'accesso unico dei servizi per il cittadino ci sarebbe. Per quanto riguarda MyArea invece è l'accesso unico al cittadino per quell'ente, e le modalità di costruzione sono quelle richieste dal PNRR. Se ci saranno modifiche a livello nazionale, come sempre la Regione Veneto intanto è sui tavoli, e quindi quando ci sono dei gruppi di lavoro, Regione Veneto e tutte le regioni sono convocate e vengono consultate, e quindi hanno un'interlocuzione a livello nazionale. Se invece sono calate dall'alto, come in altri casi, ci prendiamo il nostro tempo, i nostri finanziamenti per adeguarci, e naturalmente chiedendo la collaborazione del territorio, sia in termini di diciamo, cofinanziamento che in termini di collaborazione. Voglio anche ricordare che noi non abbiamo solo i finanziamenti del PNRR, cioè, o comunque gli enti, no, non avete solo questi tipi di finanziamenti. Noi abbiamo una progettualità in corso che era stata ricordata anche in altre occasioni, che è quella del PR FES 2021-27, grazie, sì, 2021-27, che è in corso di formalizzazione, e in quell'ambito ci saranno degli altri finanziamenti che ci permetteranno di adeguarci a tutte le altre indicazioni che vanno oltre il PNR. Vorrei ricordare a tutti che adesso stiamo facendo delle cose con dei soldi che ci vengono forniti col PNRR, ma queste indicazioni stanno nel piano triennale dell'informatica, è quello che ogni anno viene redatto da Agid e dove sono indicati tutti gli obblighi degli enti, ed è un percorso che noi sono anni che lo seguiamo, e Regione Veneto, quando propone questi prodotti, ma anche i percorsi e tutte le collaborazioni, sono tutte azioni che mirano ad adempiere e quindi dare risposta alle richieste che vengono date dal piano triennale. E per far questo, negli ultimi anni, l'abbiamo sempre fatto con i finanziamenti che arrivano anche da altre azioni, no? Quando parliamo di AU, autorità urbane, quando parliamo di Innovation Lab per i cittadini, quando parliamo di SAD, sono tutte progettualità che sono state finanziate con altri tipi di fondi. Sono fondi europei che hanno tutta una serie di modalità di distribuzione, e infatti ci troviamo con dei semilavorati o di lavori già precostituiti, perché abbiamo sempre portato avanti il progetto di trasformazione digitale della Regione del Veneto. Adesso con il PNRR diamo adempimento ad alcune richieste più specifiche, ma che stanno sempre all'interno della cornice generale. Quindi, ritorno, MyArea è una richiesta puntuale fatta adesso, che però sta all'interno di un contenitore molto più generale che stiamo seguendo da molti anni. Spero insomma che questo è servito anche per fare anche una panoramica di qual è il percorso che stiamo facendo come enti, cioè non è oggi ci troviamo per il PNR e adempiere la misura 141 o la 144, esatto. No? Sì. Stiamo soltanto utilizzando dei fondi che ci vengono messi a disposizione per
adempiere a delle cose che finora non siamo riusciti a fare, perché per mancanza di soldi, per mancanza di collaborazione, ma che comunque abbiamo sempre portato avanti a livello regionale, quindi magari 5, 10, 50 comuni, il 50% dei comuni l'hanno già fatto e c'è un altro 50% che non l'ha ancora fatto. Certo. Se posso, direi, aggiungerei ancora questo, Nicola. Diciamo che la visione di Regione del Veneto, che aveva già un oggetto, un contenitore, appunto la MyPA, atto a recepire il trascorso digitale del cittadino verso N enti, per noi non è un percorso completato, è un percorso che per certi versi è appena iniziato. Noi concepiamo, giusto per dare un'idea, un flash, MyPA come un raccoglitore di fascicoli. Quindi in questo momento stiamo implementando un sottofascicolo che riguarda il rapporto del cittadino con lo specifico ente. MyPA già esprime un fascicolo che è il rapporto del cittadino con tutti gli enti che hanno aderito a quello particolare contesto. Ma non ci sono solo i comuni, c'è la sanità, c'è la giustizia, cioè il cittadino avrà sempre più a che fare appunto in un contesto di rapporti digitali con i vari soggetti che nel loro insieme costituiscono la pubblica amministrazione. Ecco, noi stiamo cercando di dare un'interpretazione di questo tipo in un contesto ovviamente che va oltre all'ambito regionale. È un contesto in divenire, quindi al momento abbiamo visto che quello che avevamo concepito qualche anno fa è andato benissimo, non è andato bene, è andato benissimo, perché ci ha permesso veramente in poco di realizzare quanto richiesto ora per il PNRR. Stiamo continuando a lavorare e a confrontarci a livello nazionale per capire anche quale sarà l'evoluzione di questo contesto, non solo in ambito regionale, ma appunto in un ambito più ampio che quello italiano. È già l'una, perché poi il tempo è passato, non ci siamo neanche accorti a rispondere alle vostre domande, e ci ha fatto anche piacere che siano state poste. Ce n'è rimasta un'altra, e questa è anche un po' complicata da rispondere. I servizi online forniti da NPR, come il cambio di abitazione, saranno visibili nella My Area? No. Cioè, in automatico no. E a dire la verità, io non so se abbiamo mai fatto un ragionamento al riguardo, nel senso che anche il PNR non ne parla come servizi da integrare. No, parla di integrazione semmai appunto delle banche dati, quindi di un aggancio dove la Regione ha già contrattualizzato un accordo appunto a livello nazionale. Ma in questo momento i tempi sono stretti, quindi non possiamo garantire ciò che magari necessita di approfondimenti, di tempi più ampi. Sì, allora sì, però sempre al microfono, così ci sentono anche da fuori. Eccomi qua, faccio un intervento anonimo per evitare un attentato dalle software house. L'esempio che ha appena fatto questa domanda della NPR, il cittadino fa la domanda e fa la pratica di residenza, quello che deve fare, e questa non viene protocollata, ha un iter proprio. Domanda: con la vostra proposta è fattibile che voi esponete un ID, un protocollo, e il comune adotta quello per le domande web stile imprese in un giorno, e così i piccoli comuni non hanno il problema della configurazione con la software house e il loro protocollo? Questa è un'altra domanda ed è posta più volte. Allora, È sempre lo stesso. la prima domanda, la prima cosa che volevo precisare è che l'elenco dei servizi che Regione Veneto propone sono un sottoinsieme dei servizi che sono stati richiesti per la misura 1.4.1. Quindi non è che noi andiamo a scegliere i servizi, abbiamo un numero di servizi che erano 24, quanti erano quelli? 26, tra quelli 26 li abbiamo scelti, e quindi questo era un po' per giustificare quali abbiamo scelti e quali no. Invece la domanda che è stata fatta adesso è una domanda un po' più birichina, mi viene da dire, no? Perché riguarda la gestione delle domande nell'ambito del protocollo e in generale della gestione documentale. Allora, non esiste la possibilità di avere più protocolli,
il protocollo è unico. Quindi o la domanda è protocollata o non è protocollata. Sappiamo che tutti i documenti devono essere protocollati, teoricamente anche le domande, a meno che non ci sia una norma che non lo prevede, non si protocollano. Alcuni enti hanno adottato un escamotage per l'impresa in un giorno e hanno detto: uso l'ID o comunque quell'identificativo che mi viene dato dall'amministrazione, dall'impresa in un giorno, per considerarlo un numero di protocollo. Questa cosa, diciamo, non è vietata se però è inserita nel contesto di gestione documentale corretta, e cioè va individuato come una unità organizzativa, una AO, separata da quella del protocollo generale. Quindi è come io avessi più aree organizzative, ognuna delle quali ha un numero di protocollo, però il sistema di gestione documentale è sempre unico. Quindi si può fare all'interno però di quello che permette la normativa, ma non dipende da noi. Cioè, noi potremo anche, adesso non lo so, noi abbiamo cercato di integrare nei servizi il protocollo, per cui la proposta che fa Regione Veneto è quella: integriamo nelle domande online il protocollo, non inventiamocene uno nuovo, perché la gestione di 2 AO vuol dire responsabili diversi, vuol dire è complicare la gestione. Quindi se qualcuno vuole fare questa scelta, però non è un codice che formeremo noi, insomma, per questa cosa qua. Se questa è la domanda, insomma. Spero di aver risposto. Comunque è un tema che è stato dibattuto più volte all'interno dei nostri gruppi. Sì. Però ecco, il problema è questo, il tema è questo: quando cominciamo ad avere delle domande online dobbiamo assicurare che il percorso della documentazione digitale sia la stessa della documentazione cartacea, no? Quindi dobbiamo assicurarci che ci sia un numero di protocollo, che ci siano le risposte, tutto quanto. Ovvio che possiamo utilizzare il fatto che usiamo una tecnologia informatica, che il processo sia il più integrato possibile, dove l'intervento manuale sia praticamente nullo, e quindi se siamo bravi il cittadino fa la domanda e ottiene tutte le informazioni, numero di protocollo, risposte eccetera, come se l'avesse fatto presentandolo allo sportello, ed è questo a cui dobbiamo puntare, non dobbiamo inventarci artifici. Tutti gli altri sono modalità che ci complicano la gestione, quindi dobbiamo sempre puntare ad avere il flusso dell'intero documento che sia digitale, quindi anche una domanda online è un documento digitale, formato in altre maniere, ma è sempre un documento, e cercare di avere la vita del documento gestita nel miglior modo possibile. E poi c'è il problema della conservazione e tutto quanto. Non è il tema di oggi e quindi io lo chiuderei qua, però è sicuramente un tema interessante che affronteremo anche da settembre in poi, perché faremo degli incontri a riguardo. Allora, se non ci sono, sono arrivate altre domande, speriamo, e poi quella la prima abbiamo risposto, poi possiamo chiedere una domanda, facciamo prima la domanda qui. Allora, allargando un po' l'orizzonte, no, al mondo, diciamo, degli enti un po' più grandi, quindi della sanità, l'offerta che in questo momento è presentata è sostanzialmente per gli enti, diciamo, locali e territoriali. Gli unici servizi anche, immaginate di estenderli, quindi per esempio la sanità, quindi in particolare servizi di prenotazione che non sono solamente così semplici come possono essere gli altri, oppure ritiro referti e quant'altro. Allora, ci stiamo, ovviamente rispondo per la parte in questo momento, diciamo, certa, quindi per quella che ancora quella incerta quella incerta lascio Nicola, perché io devo stare attento come parlo, come si dice, tengo famiglia, no? Ecco. Allora no, scherzi a parte. Allora, ci stiamo muovendo per quanto riguarda il portale da un lato, quindi il CMS, e dall'altro i servizi. Ci stiamo muovendo anche su altri fronti. In questo preciso istante, ad esempio, è già stato implementato, quindi è online, il sito della ULSS 3 come Portal 3. Quindi e questo è un primo passo, appunto, che dimostra un interesse importante regionale anche verso altri ambiti che non siano l'ambito del comune, tanto per capirci.
che poi non è solo comune, perché abbiamo anche province, abbiamo anche ESU, abbiamo anche case di riposo, abbiamo anche musei, Scuole. e abbiamo adesso col PNRR scuole. Quindi diciamo, la volontà regionale è quella di supportare parimenti a quanto fatto per i comuni le scuole anche nel contesto del PNRR. Abbiamo già raccolto oltre una decina di richieste da parte delle scuole che vogliono realizzare il proprio portale, il proprio sito PNRR compliant con MyPortal. Ovviamente avrà un template diverso rispetto a quello dei comuni, ma la volontà di regione è assolutamente quella di andare a supportare questi enti. Il più complesso è il caso dei servizi, nel senso che l'orientamento di nuovo vorrebbe andare in quella direzione, ma diciamo che ci vuole un po' di maggior tempo, proprio perché i servizi sono assolutamente molto particolari, specifici, hanno fortissime integrazioni con i gestionali interni, quindi hanno anche regole molto ferree dal punto di vista del rispetto della normativa sulla privacy, se pensiamo in particolare al mondo della sanità. Molto più, non è che sono ferree anche le altre. Sono ferree anche le altre, ma voglio dire, lì le attenzioni sono massime. Sì, per la sicurezza tutto quanto. Però ecco, per non deludere le aspettative, no? In realtà già in queste settimane è successo, siamo stati invitati a partecipare a un gruppo di lavoro a livello nazionale con Designer Italia per portare le esperienze delle regioni, quindi non solo Regione Veneto, tutte le regioni d'Italia, perché vogliono studiare un modello omogeneo, come hanno fatto per i comuni per le ASL. Quindi, e vorrebbero arrivare ad avere un modello, o comunque uno schema, un telaio entro i primi mesi del 2024. Quindi, come dicevamo prima, è un percorso che non possiamo fermare, è in continua evoluzione. Hanno fatto a livello nazionale quello per i comuni, adesso l'ha fatto per le scuole, adesso lo vogliono fare per le ASL. Quindi noi siamo dentro la partita, e quando avremo bisogno eventualmente di confronti con chi sono invece chi li conosce molto meglio, lo faremo. Però sono interlocuzioni che iniziano in questo momento. L'obiettivo è quello di avere a fine, inizi del 2024 una cosa che può essere presentata. Tornando, l'ultima domanda, dopo chiudiamo, non rispondiamo più, ce le segniamo da parte. Allora, mi sembra che possa avere anche repertori alternativi al protocollo, ad esempio contravvenzioni, CDS e altro, ma se non erro va regolamentato il manuale di gestione. Esatto. Quindi le possibilità sono molteplici, e però tutto va non solo regolamentato nel manuale di gestione, va regolamentato il manuale di gestione osservando le linee guida nazionali per quanto riguarda la gestione documentale. E quindi non è che nel manuale si può scrivere qualunque cosa, si può scrivere quello che è previsto a livello normativo. Ma sui temi, stiamo andando sempre un po' fuori tema. Su questi temi e su altri temi specifici, come può essere la privacy, l'identità digitale, il CAD in generale, abbiamo una serie di gruppi di approfondimento che sono partecipati da rappresentanti di tutti i comuni, di alcuni comuni del Veneto, sui quali si possono approfondire questi temi. Quindi se qualcuno volesse partecipare ai gruppi di approfondimento, agli incontri che facciamo, potete tramite la Maexton chiedere la proposta di partecipare ai gruppi, oppure scrivete anche direttamente a me, che li gestisco e vi terrò informati su tutte le attività. Io direi che a questo punto chiudiamo l'evento. Siamo molto contenti di questa parte delle domande e risposte, perché vuol dire che c'è un interesse. Non sempre riusciamo a darvi delle risposte esaurienti, ma non è perché non abbiamo risposto adesso che non ci pensiamo più. Ci siamo segnati le varie richieste anche a livello di capitolati, che secondo me è
un tema molto, molto importante. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in presenza, quelli che hanno partecipato in remoto, il Comune di Padova che ci ha ospitato qui nella sala Livio Palladin, naturalmente Stefano De Colle, Paolo Bertuzzo e per ultima che salutiamo sempre Federica che ci segue la regia, che ci aiuta nel portare a termine questi eventi. Vi ricordo allora che la registrazione sarà messa a disposizione nei prossimi 2 o 3 giorni nella MyExtend regionale, che troverete una nuova versione con anche le documentazioni, quindi le slide che sono state presentate. Per quanto riguarda invece il supporto regionale, vi ricordo di fare richiesta tramite ANCI Veneto, dove c'è la pagina con tutti i riferimenti, i numeri di telefono di tutti i referenti da contattare, e poi vi aspettiamo ai prossimi incontri. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata.